appuntamento molto bello questa mattina, venerdì 18 luglio 2025, perché parleremo di speranza, parleremo di fragilità, ma nello stesso tempo con la consapevolezza che ce la puoi fare, perché abbiamo dei chirurghi meravigliosi, abbiamo delle sale operatorie che funzionano a meraviglia, quasi sempre, dappertutto, bisogna dire la verità. Avete sentito anche ieri che abbiamo avuto, e non solo ieri, queste eccellenze del territorio, però questa mattina parleremo con delle persone che hanno il vissuto, perché per raccontare certe cose, per descriverle, bisogna viverle, bisogna sapere di cosa parli, cosa hai provato e soprattutto la speranza che vuoi dare. Ne parleremo con Fausta Tocchio, la stanza di Jacopo, che ringrazio Fausta di essere qui, perché Fausta ha portato Michele Rizzardini, che è un trapiantato di fegato. Buongiorno. E grazie veramente Rizzardini di essere qui. Perché? Perché noi vogliamo dare speranze, ce la possiamo fare, dobbiamo avere, ecco, quella voglia di resistere, di vincere anche queste patologie che ci arrivano all'improvviso o non all'improvviso, perché fortunatamente la scienza, la ricerca e le mani d'oro di questi chirurghi, di questi staff vanno avanti. Allora, io partirei proprio da Michele Rizzardini. Allora, Michele, grazie. Allora, cosa è successo nella sua vita e perché si trova qui questa mattina? Intanto, grazie per l'invito, è sempre un piacere ed è un onore per me essere qui e poter raccontare un attimino quello che è il mio vissuto. Niente, semplicemente è capitato che nel 2009 mi è stata diagnosticata una grave patologia al fegato e da subito mi è stato indicato che la soluzione, se fossi stato fortunato, con molti se fossi appunto stato fortunato, sarei arrivato al trapianto, cosa che è capitata 11 anni fa, anzi l'altro ieri ho festeggiato il mio 11° compleanno, perché il 16 di luglio del 2014, che fatalità coincide anche con il compleanno di mia figlia, e sono stato trapiantato a Padova dal professor Zanus, che faceva parte dell'equipe del professor Cillo. Che a Treviso adesso il professor Zanus, sì, ho avuto Treviso, ospite, mi ricordo. Ho avuto anche il piacere di incontrarlo recentemente quando c'è stata l'inaugurazione della stanza di Jacopo. Siamo stati un po' assieme, abbiamo parlato, abbiamo ricordato un po' quello che è stato anche il mio vissuto. Niente, mi sono preso in carico nel 2009 subito dal TMV di Padova e lì ho seguito tutto l'iter per essere che mi avrebbe portato poi, se fossi stato, ripeto, fortunato, al trapianto. È stato un percorso molto molto duro, sofferenza sì, tanta, sia fisica ma soprattutto quella psicologica, anche perché secondo me quello che, almeno nel mio caso, perché poi penso che ogni paziente abbia il suo vissuto, certo. E penso che sia il vedere chi ti sta attorno quanto soffre, nel senso che vedere la famiglia che ti è vicino, che cerca in tutte le maniere di aiutarti, i medici che cercano in tutte le maniere di aiutarti, però più di là non si può arrivare, perché dal punto di vista farmacologico non ci sono altre frecce al proprio arco. Ed è quello l'aspetto che più mi ha segnato da questo punto di vista. Però poi fortunatamente, dopo essere stato chiamato 2 volte per un allarme trapianto, perché io sono stato messo in lista trapianto dopo 4 anni dalla diagnosi di malattia nel 2013 e a ottobre del 2013, e sono stato chiamato una prima volta per quel cosiddetto, si chiama allarme trapianto, a Natale del 2013, però non è andato a buon fine, nel senso che non ero del tutto compatibile, perciò c'è sempre il problema della compatibilità, no? E è stato richiamato di nuovo a marzo del 2014, poi finalmente la terza volta nel 2014, sempre a luglio. Ricorderò sempre quella telefonata a cui ho risposto io, e posso garantire, io che sono un inguaribile ottimista, in quel periodo avevo cominciato a perdere un pochettino le speranze, dico la verità, perché quando senti che la vita ti sfugge via,
cominci poi sicuramente a perdere un pochettino di coraggio, ecco. Però l'importanza della famiglia che ti è vicino, l'importanza degli amici, l'importanza di chi ti sta attorno, che tifa per te, è sicuramente determinante da questo punto di vista. Allora Rizzardini, io sono Michele, convinta grazie. anche di una cosa: sì, la famiglia, però delle volte la famiglia ti impegna, perché fai fatica a dimostrare veramente quello che senti, per non impaurirli, perché senti che stai andando oltre quello che puoi spiegare. E qua chi è che interviene? Il mondo del volontariato, quasi sempre, che è quello che tende la mano, che ti stringe la mano e che tu ti lasci andare, perché non è il tuo familiare. Non devi avere la riserva di dire veramente quanto male stai e quanta paura hai, perché sono già impauriti. Questo è il ruolo del mondo del volontariato: prendere la mano di chi soffre, anche psicologicamente soprattutto, perché sono decisioni terribili, durissime, hai paura di morire. Come dice Rizzardini, la vita ti sta sfuggendo di mano, lo senti, il tuo corpo lo sente. Sei tu il miglior medico, dico sempre, del tuo corpo. Senti le sensazioni, le risposte che lui ti dà. E non ci sono risposte, tu le senti. E allora questo volontariato arriva. Sbaglio, Fausta Tocchio, o è proprio questo? Nel momento di certi momenti difficili tu hai bisogno più di un estraneo che del familiare. Un estraneo che magari stia zitto, non parli, ma che ti stringa la mano. Prego. Sicuramente sì, in maniera assoluta. È più facile nel momento del dolore, della paura, perché poi è paura, rivolgersi, passami il termine, a uno sconosciuto. Cioè a chi non condivide con te o non ha condiviso con te questo percorso di sofferenza, perché hai delle risposte che sono risposte reali, non sono mediate dall'affettività che coinvolge un amico o un familiare, ancora di più un familiare, il quale tende a minimizzare, a darti, cercando di darti delle speranze in più rispetto a quello che è la realtà. Non ha il coraggio di metterti davanti a una realtà, anche se tu la conosci benissimo, perché in genere è il paziente che nasconde la realtà al proprio familiare proprio per in qualche modo proteggerlo, visto che lui non può proteggersi oltre e quindi tende a proteggere gli altri. Quindi il volontariato diventa sostanziale, perché sono persone, chi fa parte del volontariato, chi crede in questa, passami il termine, missione, perché è una missione in senso laico naturalmente, chi dà di sé quello che ha, poco, tanto, di più, di meno, no? Ciascuno di noi può dare qualcosa e quindi lo riversa sul proprio simile. Su chi ha di fronte, non importa chi sia, cosa faccia nella vita, quale sia la sua storia, importa che in quel momento è una persona che ha bisogno di aiuto. Quindi cos'è il volontariato? È mettersi a disposizione dell'altro, punto, non c'è altro. Non c'è altro, però si può creare qualcos'altro, tu l'hai creato. Ecco, in Inghilterra hai trovato questo ambiente, lo dico per chi non conosce Fausta Tocchio o la stanza di Jacopo, hai trovato questo ambiente che oltre ad avere questa equipe medica c'era un posto dove tu ti sei raccolta con te stessa e hai preso una decisione importante, che era la donazione degli organi di tuo figlio che non c'era più. E hai capito l'importanza della solitudine in quel momento, molto importante, riflettere con te stessa cosa decidere, anche se tu avevi le idee chiare, perché tu parlavi di donazione con i tuoi figli, loro sapevano, ne discutevi, quello che si fa poco a casa, specialmente a pranzo, guai noi a pranzo, toccare temi delicati, a pranzo si deve mangiare, bere, sorridere, ridere, ecco, sgridare, ma mai toccare temi importanti, sbagliatissimo.
Però in quel momento tu avevi anche questa stanza, non con tante cose, ma una stanza decorosa, dignitosa, che dava dignità anche alla tua decisione. E sei ritornata in Italia con questo obiettivo di creare un qualcosa che mancava. Perciò pensate, il volontariato ce l'abbiamo, ma dove andiamo a parlare di temi così delicati, di decisioni così sofferte? Hai creato la stanza di Jacopo, la prima stanza di Jacopo anche a Treviso. Prego. Allora, a me piace dire che Jacopo ha creato le sue stanze, perché grazie a lui, grazie alla sua guida, perché per me è una forma di affettivamente di guida che mio figlio mi ha lasciato, ecco, in dote. E di fronte al dolore. Quanti anni aveva Jacopo? 21. Appena compiuti. Di fronte al dolore non ci sono parole, non ci sono spazi, non c'è nulla che ci difenda, se non lo sguardo di chi ti incontra. Ecco qua, volontariato, i medici, il luogo. E quindi in quel momento di devastazione completa, di fragilità che non aveva nessuna struttura che potesse reggere la persona, che ero io in quel momento. Nella confusione mentale più totale, perché io non ricordo oggi cosa mi sia passato in mente in quei momenti, se non un dolore e una sofferenza atroce. Avere un luogo semplice, come dicevi tu, come raccontavi bene tu, dove raccogliersi, introitare tutta una serie di situazioni che stai vivendo e di cui non hai, in qualche modo non hai coscienza completamente, poi ti torna, ma col tempo. Un luogo dove i medici bussano e quindi questo rispetto enorme proprio, e ti chiedono se sei disponibile all'ascolto, se ce la fai in quel momento, perché riconoscono in te tutta la fragilità che quel momento ti ha coinvolto. Ebbene, quel luogo mi ha permesso di riflettere, mettiamolo tra virgolette, mi ha permesso di accogliere le domande e le offerte del personale medico anche nei confronti appunto della donazione. Jacopo, un ragazzo giovane, 21 anni, attacco d'asma fulminante, non c'è stato nulla da fare, purtroppo non sono riusciti a salvarlo. E quindi la possibilità di essere ancora una persona e di continuare ad esserlo in questa vita, tenendo in vita i suoi organi. Io sarò eternamente grata a quei medici, a quelle persone, perché hanno permesso a Jacopo di realizzare qualcosa che lui aveva dichiarato che avrebbe voluto fare nell'eventualità quasi impossibile. Tu avevi già parlato, certo, con i tuoi figli, con i Jacopo. miei figli anni prima avevamo parlato di donazione di organi e dell'importanza che questa donazione può avere per continuare nella vita, per continuare la vita, il percorso di vita. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Pronto? Eccolo qua. Allora, Rizzardini, quello che abbiamo sentito da Fausta Tocchio è molto toccante, sono decisioni che se non sei preparato fai fatica a prendere. E quello che regna sovrano ancora adesso, anche nei giovani, che nonostante ci sia anche un qualcuno che spiega, non abbastanza a mio avviso anche come informazione sulle donazioni, hanno paura.
Sì. La paura regna sovrana, perché? Perché non si conosce, Sì. non si sa, si è spiegato poco. Io ho ricevuto telefonate di persone che dicevano ma sono proprio morto col professor Cillo, col professor Feltrin, perché non sanno e sono giuste le telefonate. Chi spiega veramente cosa succede? Prego. Allora, effettivamente c'è una malinformazione, una disinformazione in quest'ambito, e noi non lo riscontriamo soprattutto quando io e Fausta andiamo nelle scuole. Ok, e noi con AIDO, perché siamo anche volontari AIDO, andiamo a incontrare i ragazzi delle scuole superiori e vediamo che questi ragazzi sono completamente avulsi dal problema, nel senso che non conoscono proprio il problema, no? E perciò la prima cosa che si fa quando non si conosce il problema ci si chiude a riccio. Una volta che cerchiamo di spiegare chiaramente con i termini corretti, diciamo, no? Qual è effettivamente il problema? Ecco che questo vulnus viene meno, nel senso che vedi ragazzi che cominciano a cambiare atteggiamento. Noi non notiamo quando li incontriamo all'inizio. I ragazzi, ragazzi, vero Fausta, sono un pochettino anche assenti, se vogliamo, qualche volta hanno, magari pensano ma questi chi sono e cose del genere, e invece poi si coinvolgono assolutamente nel discorso e partecipano alla discussione, e ci capita più di qualche volta di riscontrare che i ragazzi ci ringraziano, ok, e ci dicono che hanno capito effettivamente il valore della donazione, perché come diceva Fausta, donarsi per qualcuno che non si conosce è la sublimazione della solidarietà. Vediamo se è arrivato Rinaldo. Rinaldo, mi raccomando, ti devo cercare, dove sei? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Saluto il signore Michele, va bene, e che faccio intanto tanti auguri Grazie. per la sua salute, e altrettanto ringrazio la signora per quello che ha fatto, per il coraggio che ha avuto di fare la roba che ha fatto con suo figlio che è morto, e che guarda questa signora, tu hai l'esempio da una mamma che ha perso un figlio, che qualità di danno nel cuore che ha avuto, e se riuscire a dare la vita a un'altra persona. E ora, questi esempi da farli vedere invece che di caroselli, delle pubblicità, queste robe qua fa se le vede i giovani, che se le vede gli impara a dare e a donare. E dopo mi dico, signor Michele, io negli anni, nel 62, mia comare, quella che ho sposato, una malattia del fegato lo stesso. Praticamente sul giro del 15 giorni un medico che non aveva più niente da fare e gli ha trovato un fegato che andava proprio all'ombra e l'ha salvata. Adesso era 84 e è ancora qua. Complimenti. Ma andava su e giù per via di esami, delle robe. Ma se ci impegniamo tutti a aiutare con chi che secondo aiutare chi che vive male, è una vittoria, ma è una vittoria di tutti. Per esempio, sta signora, quando chi la vede, chi che regala il fegato, cosa come, e che viene a me suo figlio, è stato che ha fatto una bella roba, e la sei contenta, che quel cuore pesante che aveva non lo va più, perché infine, da una disgrazia, e ha fatto è la roba più bella che può fare una persona sulla terra. E ora bisogna insegnare i figli a scuola, perché se i figli capiscono, i figli non sono più gnocchi, né altri saremo gnocchi da figli, che non saremo neanche come che la serie putei, per dire, i medici, cicogna, adesso i figli capiscono e partecipa al dolore, perché anche più sono in ospedale, donevoli, uno a 10 anni, uno a 12, come veniva a trovarmi, sul viso, ti vedevi che il momento noi capivano, è vero, mi hai detto, era adorai, e ora, e poi da fiori piccoli impari tutto, e robe belle impari tutte. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie, le riflessioni abbiamo sentito di Rinaldo, adesso andiamo a vedere questa stanza di Jacopo per capire di cosa stiamo parlando, quante ne sono state aperte, cosa succederà in futuro, andiamo a vedere la stanza di Jacopo.
Io devo ringraziare la signora Fausta Tocchio per la stanza di Jacopo, perché è veramente un luogo intimo dove le persone, i familiari di chi sta soffrendo, di chi è ricoverato in terapia intensiva, di chi ovviamente si trova in ospedale, hanno la possibilità, questi familiari, di avere un luogo intimo, un luogo dove si possono trovare, possono riflettere, possono leggere, possono stare tra loro tranquilli con intimità, e quindi questa grande possibilità che la signora ci ha dato e continua a darci con una serie di stanze di Jacopo che stiamo aprendo nei vari ospedali dà il vero segno dell'umanizzazione della sanità e dei servizi sanitari. Assolutamente sì, ringrazio la signora Fausta, la sua famiglia, perché trasformare un grandissimo dolore incancellabile dalla propria vita come la perdita di un figlio in energia positiva, in amore nei confronti della comunità attraverso la realizzazione di queste stanze, credo che sia un qualcosa di davvero straordinario che caratterizza una comunità, caratterizza un'azienda sanitaria, e quindi io non posso che ringraziare. Pensare che all'interno di questa stanza coloro che hanno dei familiari ricoverati possono trovare un ambiente protetto, accogliente, dove confrontarsi con i medici e magari anche affrontare momenti particolarmente delicati come la fine della vita del proprio caro, credo che sia qualcosa di davvero straordinario. Quindi il grazie va alla signora Fausta, al direttore generale Benazzi, ma soprattutto a Jacopo, perché ha saputo con la sua vita intanto regalare vita a qualcun altro donando gli organi, e poi attraverso i valori e l'amore che trasmetterà in questa stanza continuerà ad aiutare davvero tante persone. Allora Fausta Tocchio, a te il commento di questo servizio per far capire con le immagini di cosa si parla. Io dico che abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare un direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, con una certa sensibilità. Guardate che non è sempre così, non è sempre scontato che ti dicono di sì nell'apertura di queste importanti stanze. Prego Fausta Tocchio. Allora, intanto sottolineo che è sempre un'emozione rivivere questi momenti. Dici bene. Abbiamo parlato di volontariato, e il volontariato deriva da volontà, ecco, e la volontà in questo caso è quella di realizzare degli spazi che possano essere di conforto e di utilità in maniera speculare, sia alla famiglia di un paziente che si trova in situazioni di emergenza, quindi ai propri cari in quel momento, sia agli operatori sanitari che in quel momento si trovano ad affrontare anche argomenti particolarmente delicati e sensibili con questi familiari già in una situazione di grande fragilità. Cos'è la stanza di Jacopo? È semplicemente, io ho copiato da quello che ho vissuto a Londra in occasione della morte di mio figlio, questo piccolo luogo, questa stanza che può essere di dimensioni anche ridotte, ma che diventa un'oasi di conforto in qualche modo, di solitudine, di valori talmente grandi che sono impagabili, che non si possono vivere in un corridoio, in una sala d'aspetto di un ospedale, per bella che essa sia. Questo luogo invece è più intimo, è coccolo in qualche modo, no? Ricorda la casa, questo è il senso. Non è una stanza d'albergo, è un luogo dove si può rimanere quei 2 o 3 giorni necessari per poter accompagnare il proprio caro. Si spera al sorriso, ma purtroppo in molti casi all'addio più sofferto. È anche il luogo dove, e questo è avvenuto per me, è possibile affrontare l'argomento della donazione, così importante, così vitale, ecco. Si parla di morte ma diventa vita in questo momento, dove i medici possono con estrema delicatezza parlare di questo argomento, chiedere ai familiari se il proprio caro avesse espresso in vita una volontà di donazione eventuale, e quindi in quel momento rivedere in qualche modo la vita ed avere la delicatezza, la sufficiente
silenzio intorno per poter rispondere a quelle domande. Jacopo fortunatamente si era espresso soltanto verbalmente, però di fronte ai suoi fratelli, quindi avevamo condiviso questo suo pensiero, per cui non fu, passatemi sempre il termine, difficile dire che Jacopo aveva espresso favorevolmente il suo pensiero in questo senso. Questo ha permesso ad oggi a 7 persone di ricominciare a sorridere. Mi piace questa immagine del sorriso per queste persone. Questa è la stanza di Jacopo, il luogo dove può succedere tutto, ma il bello possibile. Allora, Fausta Tocchio, è una domanda imbarazzante, ma dobbiamo pure iniziare a parlare. Qualcuno dice: come si può sopravvivere alla morte di un figlio? È una cosa devastante, però io vedo tantissimi genitori che dopo proprio la morte del figlio, che prima non facevano, creano delle associazioni per aiutare gli altri. È come se qualcuno dicesse loro: vai avanti, quello che hai detto tu, io vedo Jacopo, io sento Jacopo, Jacopo è morto ma è vivo con me, lo vedo, ce l'ho nella spalla, lo vedo nel sorriso delle persone che ricevono queste donazioni. Però è difficile far capire invece a qualcuno che ancora si ostina. Vediamo come sta aumentando la cremazione, ad esempio. Io sono convinta proprio che dobbiamo parlare a queste persone. Si fa troppo poco, ma non si deve parlare sempre alla fine, bisogna fare prevenzione. Allora iniziare da piccoli, un po' alla volta, perché il bambino capisce, l'abbiamo sentito, cosa ha detto anche Rinaldo, il bambino capisce se stai soffrendo, il dolore, le lacrime, anche se è piccolo. Se tu gli spieghi, lui lo vede con gli occhi aperti che ti sta ascoltando. Forse si fa troppo poco, li giudichiamo sempre non all'altezza. Sei troppo piccolo, non capisci, capirai più avanti. No, siamo noi che non vogliamo capire, perché bisogna spiegare. Ma se tu non capisci, tu stesso non puoi neanche spiegarlo. E allora come fare? Prego Fausta, e poi sentiamo anche... È una domanda... È vero, la morte di un figlio credo che sia la cosa più devastante in assoluto. Un genitore ci è molto caro, però sappiamo che c'è un inizio e c'è una fine logica. La morte in giovane età di un figlio è qualcosa che non ha una risposta, non la può avere. Allora, dopo un momento di dolore lacerante, di urli nei cuscini, perché quello è stato. E c'è un momento in cui ci sono altri figli ed è la fortuna, ecco, di un genitore avere se ha degli altri figli, perché è importante essere vicino a loro, perché la tua sofferenza è anche la loro nei confronti di un fratello. In quel momento c'è così la volontà di reagire, di dare vita a una vita che non c'è più in qualche modo, no? Quindi il ricordo è qualcosa di straordinario. La fortuna mia, devo dire sempre grazie a Jacopo. Jacopo mi ha lasciato di sé una cosa importante, i suoi pensieri, le sue volontà, e questo mi aiuta ad andare avanti giorno per giorno. Il dolore non cambia, il dolore c'è sempre, però mi ha caricato di un compito assoluto, che è quello di essere la sua voce, di continuare a essere in qualche modo la sua voce, e quindi di trasmettere quelle che erano le sue volontà, il suo pensiero, e lo faccio tutti i giorni e cerco di farlo soprattutto nelle scuole con Michele. Diceva bene prima, questi ragazzi sono splendidi perché si entra subito in empatia con loro, percepiscono il tuo dolore anche quando racconti, quando le due facce della medaglia, io dico, no? E quindi partecipano in qualche modo, e tu parli
parli perché nei loro occhi vedi veramente che ti chiedono. Sì, sì. Ma non è perché? che forse, Fausta, e poi lo chiedo anche a Rizzardi, è il momento di prenderli per mano e di accompagnarli proprio nella stanza di Jacopo, a toccare con mano quello che si è realizzato, proprio per far capire l'importanza della riflessione, del donare. Ecco, questa è la stanza di Jacopo, perché io sono convinta che loro devono essere intrigati, Rizzardi, devono avere un qualcosa che toccano con mano e che può farli diventare protagonisti. Ecco, io penso parlare ad esempio della parola morte. Al diversamente giovane fa paura parlare, loro invece parlano di questa, anzi la sfidano, vediamo dei comportamenti, sì. È un continuo sfidare la morte. Io so che posso incontrare la morte, però vado a 150 all'ora, oppure mi drogo all'impazzata e poi prima o poi arriverà, oppure mi sballo con qualcos'altro. Ecco, cos'è la morte per un sopravvissuto, diciamo, perché se non arrivava questo donatore... certo. Ciao Michele, Sì, cos'è la paura della morte? Allora, bisogna partire da un concetto, secondo me, cioè che noi tutti, quando il concetto di morte non lo vogliamo affrontare, nel senso che abbiamo questa paura ancestrale della morte, cosa che comunque fa parte della vita, perché prima o dopo tutti dobbiamo morire, ok? Però cerchiamo di evitare completamente questo discorso, e questo lo scontriamo quando andiamo a parlare con i ragazzi, ma anche con persone soprattutto adulte, perché probabilmente più limiti ce li abbiamo noi adulti che non i ragazzi, perché i ragazzi la parola morte non fa paura in se stessa, ok? Il problema è che, e mi riferisco al fatto anche che lei diceva che molti genitori fondano associazioni dopo aver subito dei lutti, è il fatto che quando si viene coinvolti in certe situazioni si capisce il valore dell'associazionismo, del volontariato, si capisce che si ha bisogno di qualcuno e allora ci si presta, perché partiamo sempre del presupposto che capiti tutto sempre agli altri, perché la prima cosa che ho detto anch'io, la prima cosa quando mi è stata fatta la diagnosi, ok, e ho detto, perché istintivo, è umano pensarlo, ma proprio a me doveva capitare, perché lo pensiamo tutti questa cosa qua. Guarda cosa mi è capitato. Esatto. Quando vieni coinvolto invece poi capisci che devi tirarti su, darti da fare e avere l'aiuto di qualcuno, e se non c'è, appunto, come dicevamo prima, la famiglia, il volontario, i medici, ci sono persone che ti danno una mano, non ne vieni fuori assolutamente, ok? Perciò è importante sta cosa qua, è importante parlarne, e come diceva anche prima Fausta, quando vediamo gli occhi di sti ragazzi che cambiano completamente, che ci invitano addirittura a incontri separati, perché è capitato che andando nelle scuole un paio di ragazze di Oriago e di Mira ci abbiano inventato degli incontri con gli scout. La settimana scorsa siamo stati fuori dall'ambiente scolastico. Avete capito? Ci siamo incontrati con un centinaio di persone perché hanno coinvolto anche i genitori, ed è stato per noi una sorpresa, perché non pensavamo, è stato veramente un piacere, assolutamente, perché vogliamo far capire di quanto importante è il dono, e che senso ha anche la morte, se posso, Fausta, il senso della morte di Jacopo, cioè dare un senso anche a questa morte di Jacopo, che è quello di dare la vita a Michele. È chiaro che Michele non ha goduto del dono di Jacopo, però a me piace pensarlo, non so se mi spiego, sì, ok? sì. E quello che dico è che io ringrazio tutte le sere, penso al mio donatore, che non so chi è, perché la legge italiana lo vieta, però farò tutto quanto in mio potere per preservare la mia salute, perché non posso essere così egoista da disporre di un dono così grande che mi è stato offerto. Allora, Rizzardini, un'altra cosa importante da capire è quando senti che la vita ti sta sfuggendo. Sei consapevole che non sai se avrai un futuro. Poi succede il miracolo, perché io lo chiamo miracolo, che fanno questi chirurghi, grazie ai donatori, però lo fanno loro, e riprendi in mano la vita. Cosa vuol dire? Risvegliarsi da un incubo che è quello, prima o poi mi sa che qua ci lascio le penne, non ce la farò, non arriva il donatore, la disperazione, e poi invece aprire gli occhi e dire sono vivo,
mi riprendo in mano la mia vita, cioè torni giovane un'altra volta, no, perché siamo anche curiosi, perché abbiamo un trapiantato che, come ha detto, era disperato, il donatore non arrivava, c'era incompatibilità, poi il miracolo arriva. Prego. Sì. Allora, come ripeto, cioè, io sono un inguaribile ottimista, ho sempre visto il bicchiere mezzo pieno, assolutamente, perciò questo mi ha aiutato molto anche nella vita, bisogna dire la verità, e questo me l'hanno detto, me l'hanno confermato anche i medici. Però sinceramente io l'ultimo periodo, prima del trapianto, cominciavo a perdere effettivamente la fiducia, la speranza, e lì allora si innescano meccanismi, pensieri che ti portano a pensare cosa lascerò alla mia famiglia, tutte queste robe qua che ci vanno dietro, che ti fanno fare lucubrazioni, pensieri negativi e cose del genere. Poi arriva il miracolo, perché effettivamente, se vogliamo chiamarlo miracolo, arriva il donatore, questo gesto di straordinaria solidarietà, ok? Che ti dà l'opportunità di poter continuare a vivere. Posso garantire che non c'è più niente di banale nella mia vita, perché noi consideriamo che il fatto solo di respirare come una cosa normale, assolutamente. Posso garantire che un paziente, almeno nel mio caso, che aveva la vita appesa a un filo, non è niente di così banale. Io ho portato mia figlia all'altare due anni fa, mia nipotina adesso ha 5 mesi, e godermi la mia nipotina non è così banale, assolutamente. Sono gioie della vita incommensurabili, e questo grazie, scusate ma comincio un pochettino a emozionarmi, questo grazie a qualcuno che è stato così generoso da pensare di poter aiutare qualcuno che non conosceva, di cui non sapeva nulla, però una persona che aveva bisogno. E questo è proprio il concetto di solidarietà massimo, ok? Perché alle volte anche questo concetto viene abusato, dico, questo concetto. E mentre questo è proprio fare qualcosa per chi non conosco, e non un semplice regalo, ok? Ma un dono che riveste un'importanza universale, un dono d'amore. Io dico sempre che quando andiamo dai ragazzi, Jacopo ha lasciato un'eredità di vita, ok? Questo ha lasciato in eredità, la vita, e non c'è niente di più importante che lasciare qualcosa di questo così tangibile come la possibilità. Così prezioso. È così prezioso, esatto. Però c'è un però che volevo parlarne con Fausta Tocchio. Allora, in Italia soprattutto stiamo decidendo cos'è la vita, chi la può togliere, chi la può dare e chi può decidere. Stiamo ancora decidendo chi deve essere. Io sono dell'idea che ognuno di noi dovrebbe decidere per se stesso, e da qua io non mi... la vita è mia e decido io. Però qualcosa non va bene, c'è sempre la politica che è entrata a gamba tesa, anche medici, gli obiettori di coscienza, però poi arriva la guerra, all'improvviso, e là veramente c'è qualcuno che decide di toglierti la vita senza chiederti se sei d'accordo, Fausta, senza dire mai firmato la carta. Perché vediamo che bombardano ieri la chiesa, gli ospedali, sanno benissimo chi c'è all'interno degli ospedali. Però si decide, tu decidi della mia vita. Tu che non mi conosci, non sai chi sono, vieni in un paese che non è tuo e fai il padrone di tutto. Allora io mi domando, ma queste leggi, ma facciamo questa legge, non la facciamo, mi porta tanti voti, mi porta pochi voti, è un tema che è meglio non affrontare, però poi qualcuno lo affronta in maniera brutale. Anche in questo momento quante persone stanno morendo che non c'entrano niente, nel silenzio totale di chi dovrebbe intervenire. Sbaglio? Perché noi tocchiamo questi temi, la legge non passa, non la porto in Senato, non la applico, però poi qualcuno decide e io ti tolgo la vita, schiaccio un bottone, 3 secondi e tu non ci sei più. E allora servono tutte queste cose, visto che siamo in Europa, visto che anche noi facciamo parte dell'Europa che decide di armarsi, di continuare a fabbricare armi. Qualcuno dice ma dobbiamo pur proteggerci se all'improvviso arriva un fanatico.
Allora decidi, chi deve decidere, Fausta? Allora, siamo in un momento di una sofferenza inenarrabile. Credo che chiunque... E di follia. E di follia, certo. Il mio pensiero personale, che non c'entra niente con la politica, perché qua siamo di fronte a personaggi o individui, perché il personaggio è qualcosa che ha un suo... Perché, esatto. Sono individui, cioè la banalità di una cattiveria, non lo so, non ho altro termine da usare, che non guardano in faccia niente e nessuno per il proprio tornaconto personale, quindi un tornaconto politico nell'accezione peggiore del termine. Bambini che muoiono tutti i giorni, una cosa atroce, bambini... Mentre stanno cercando di avere un po' di cibo. Di acqua, di cibo. E poi ci dicono che è stato un errore tecnico. Un errore. Un orrore. Pensato, agito giornalmente con la lucidità più bieca di un individuo, di individui che gioiscono di fronte alla sofferenza e alla morte. Stiamo parlando di speranza con la donazione. E dov'è finito? Dov'è finita l'umanità? Sì. Si parla di tutto e non si prende posizione di fronte a questo scempio. Non si dovrebbero usare parolacce di fronte a una cosa del genere. Le mutilazioni, i morti e le mutilazioni, questi bambini senza gambe. Donne incinte. E continua gli ospedali che vengono... Siamo inorriditi, scusate, ieri, perché è stata colpita una chiesa. E tutti gli ospedali che sono stati colpiti finora? Ci siamo fermati un attimo di fronte a una chiesa. Giusto fermarsi, ma non ci siamo fermati prima? Non abbiamo detto niente prima? Solo oggi diciamo che non è giusto, è indecente prendersela coi civili. E fino a ieri? Pubblicità. Michele Rizzardini, sono temi toccanti ma dobbiamo pure affrontarli, parlarne, almeno io penso di fare cosa no piacevole di sicuro ma utile per capire come comportarsi, cosa fare, a chi rivolgersi, perché anche qua l'informazione arriva poca, non sappiamo, non conosciamo. Allora noi abbiamo creato, chiedo alla regia di mandare in onda le immagini del villaggio delle associazioni per far capire chi siamo, chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutti alla fine non facciamo niente, ognuno deve avere un ruolo ben preciso e soprattutto capire che c'è qualcuno che ti può tendere la mano. Ecco, questo villaggio che diventerà un villaggio di informazioni per chi non sa. Io continuo a ricevere telefonate, ma a chi mi rivolgo? Non so, sono sola, ho bisogno di questo. Ecco, l'importanza che abbiamo detto di creare questo villaggio, non so se lei l'ha visitato, l'ha visto, ecco, ecco, intanto scorrono le immagini, ecco, dopo questa visita come è riflettuto, cosa è rimasto impresso a lei anche per capire l'importanza di creare questo villaggio? Allora, sicuramente il mondo del volontariato è un mondo molto variegato che alle volte avrebbe bisogno forse di più coesione, nel senso che io ho visto un bellissimo ambiente assolutamente molto partecipe, molto coeso, però purtroppo non è sempre così, nel senso che io faccio parte anche di un'altra associazione che è la Croce Gialla di Spinea, scusatemi se apro questa piccola parentesi, e noi vediamo che c'è una crisi dal punto di vista dell'associazionismo, nel senso che sempre meno persone si avvicinano al volontariato e questo determina poi anche uno scollamento anche con tutte le istituzioni, no? Nel senso che poi non c'è più voglia di collaborare. A me ha sorpreso in maniera favorevole appunto il vostro progetto, proprio perché
si è vista coesione, si è vista voglia di stare assieme, voglia di fare, ecco, di dedicarsi agli altri. Certo, si può sempre fare di più, perché la partecipazione può essere sicuramente maggiore e bisogna, a mio modo di vedere, cercare di promuovere di più questa anche dal punto di vista dell'immagine, della pubblicità, queste realtà, perché ripeto, noi andiamo in cerca delle associazioni di volontariato solo quando abbiamo bisogno, però noi per primi dovremmo dedicarci appunto ad essere d'aiuto agli altri, ok? E pertanto bisogna cercare di fare informazione proficua, propedeutica appunto all'avvicinamento del singolo al volontariato, perché ripeto, tutti potremmo aver bisogno poi di aver bisogno di qualcuno, però la solidarietà e il volontariato non va solo da una parte, cioè è un do-des, nel senso che bisogna anche dare per poter ricevere. Sentiamo anche cosa dice Fausta Tocchio di questi 4 giorni dove lei ha partecipato appunto con la stanza di Jacopo, ha incontrato l'Aido, ieri abbiamo avuto la Presidente Petrin che è venuta ospite, l'importanza anche di queste associazioni, Club Frecce Tricolori, che domenica si sono iscritti all'Aido. Ecco, capite, ecco l'importanza che diceva appunto Rizzardini di stare assieme, di conoscerci, e forse nasce quella scintilla che mi fa fare quel passo in più che magari non avevo occasione, ma io non penso occasione, non avevo voglia di fare. Sì. Mentre il gruppo, l'unione mi fa fare questo, mi iscrivo. Prego Fausta Tocchio. Sì, è fondamentale una cosa, credo, la reticenza che esprimiamo quotidianamente verso l'altro. Quindi anche nel mondo dell'associazionismo e anche in quel contesto inizialmente c'è sempre una certa distanza. Si fa fatica ad avvicinarsi e a chiedere cosa stai facendo, come funziona, cos'è, a meno che non ci sia un interesse personale di un certo tipo. Allora, benvengano queste manifestazioni perché ci avvicinano gli uni agli altri, a prescindere da quello che è il tema di quell'associazione. Io mi avvicino per chiedere cosa stai facendo, perché, Chi sei? e ti dico chi sono io. Quindi c'è questo momento di conoscenza che in altre situazioni non avverrebbe. Quindi sì, con difficoltà magari, ci vuole un pochino di tempo, quindi quei 4 giorni che sembrano tanti da un certo punto di vista possono essere invece utili proprio in questo modo, nel senso che mi danno la possibilità di incominciare a uscire dal mio guscio e avvicinarmi all'altro e viceversa. Allora, Mirella però rilancia, perché io sono fatta così. 4 giorni sembrano tanti, ma alla fine sono molto pochi. Perché per me il villaggio deve essere permanente, dal lunedì alla domenica, specialmente nel periodo estivo, primavera, estate, inizio autunno, dove tu quei giorni non puoi partecipare, ma io sono là. E se tu hai voglia io mi metto a disposizione. Ecco, questo sarà quello che io chiederò alle associazioni. Siamo in tanti, possiamo alternarci, chi può venire il mattino, chi può venire la sera, per cercare di arrivare alle persone, perché tu le devi catturare, li devi fermare. Si fermi, signore in bicicletta, mi ascolti. Non dobbiamo sperare che la bicicletta si fermi, dobbiamo fermarla noi. Quella bicicletta non si fermerà mai, perché hanno paura. Hanno paura di esporsi, hanno paura di mettersi in prima linea, di dover decidere per un sì, per un no, per il terrore di mettere una firma. Ecco, io sono dell'idea che dovremo, naturalmente lo decideremo tutti assieme, che il villaggio nel periodo estivo diventi permanente, diventi un Grest per i ragazzi. Perché devono solo giocare? No, devono anche impegnarsi. Il volontariato può fare questo,
tu puoi giocare, ma poi devi anche riflettere, devi anche lavorare, impegnarti socialmente per renderti utile. Cosa ne pensi, Fausta? Allora, è un sogno magico il tuo. Come i miei sogni, è l'associazione delle associazioni, perché è mettere insieme, ed è questo il senso dell'associazionismo, non è altro. Quindi mi piace, è magica questa cosa. Come mi piace l'idea della continuità, del fatto che ci sia sempre una rotazione, e quindi il fatto di conoscersi, di mettersi insieme, vuol dire anche poi gestire una cosa che diventa comune, che diventa veramente solidale. E allora facciamo anche, insieme alla musica, insieme al gioco, ritagliamo 20 minuti di pensieri. Parliamo di un argomento magari difficile. Una volta di uno, una volta di un altro. 20 minuti, non di più. Però seminiamo, ecco, il contadino semina per poi raccogliere i frutti della semina terra. nei periodi, e noi aspetta dobbiamo mesi per raccogliere. Esatto, dobbiamo seminare sui più piccoli, sui più giovani, per poi raccogliere in adulti consapevoli e umani. Allora noi vedremo chi seminerà con noi, perché io ci credo. Ci proviamo. Saremo in pochi, non si sa in quanti partiremo, ma sono sicura che partiremo, vero Fausta, vero Michele? Noi partiremo e poi vedremo cosa raccoglieremo in futuro. Grazie veramente ai miei ospiti e adesso andiamo in pubblicità. Guardate che sorpresa vi faccio questa mattina, specialmente ai diversamente giovani, ma anche i giovani a casa, perché diventeranno anche loro diversamente giovani, e siccome che ai giovani piace molto giocare, anche ai diversamente giovani piace giocare. E cosa ha fatto l'amministrazione di Silea? Ha messo a disposizione questo edificio che io ho visitato, anzi ve lo farò vedere perché faremo delle riprese molto belle, che si chiama, poi è diventato Circolo Acli Pensionati al Passo di Cendon. Ed è con noi il presidente Centro Anziani Scaico Fausto, grazie di essere qui, assieme a Dino Longhin, che è segretario del Centro Anziani al Passo di Cendon. E saluto anche, vediamo se è collegato anche Paolo Battistini, eccolo qua anche Paolo, ciao Paolo. Salve. Piacere vederti, referente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, perché parleremo ancora di questi incontri di 4 giorni a Silea, questo parco meraviglioso. Allora, partiamo col Presidente. Cos'è questo centro ACLI al Passo? Perché è stato creato e soprattutto quanto importante è fare squadra, stare assieme, anche litigare a volte, però sapere che hai un punto di riferimento dove incontrerai altre persone, non sarai solo. Prego Presidente. Buongiorno a tutti. Il circolo è nato nel 92, che erano... Vediamo anche le immagini, dico alla regia intanto che parlano gli ospiti, prego. Delle persone, degli anziani che non sapevano più dove andare a giocare le carte, dove a fare gruppo, e così hanno iniziato a fare là in parrocchia, a aprire questo centro. Poi nel 98 il stabile era troppo piccolo, e cosa è successo? Che hanno chiesto un appezzamento di terra al comune, se era possibilità, e con le loro forze sono riusciti a fare questo circolo di anziani, oppure questo circolo al passo. Viene chiamato al passo perché una volta lungo il Sile c'era il trasferimento di questo traghetto che veniva chiamato il passo. Bravo.
giusto? C'era un traghetto una volta, non mi ricordavo più, e dove la memoria si è tornata. Allora sentiamo anche Dino Longhino, questo segretario, ecco cosa vede, cosa sente, quanto bello è. Io sono andata a trovarli, per questo ho deciso di fare anche delle riprese, perché è bellissimo, soprattutto vedere ancora la voglia di giocare. Ecco, il diversamente giovane gioca, si arrabbia ma gioca. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto volevo fare però prima, Mirella, una precisazione su quello che hai detto tu prima, che il Comune ci mette a disposizione questa struttura. Racconto un po' la storia perché non è proprio così. Io sono un friulano, vengo dalla Val di Resia, ed era il momento in cui dismettevano le casette dell'ex terremoto del Friuli. Sono riuscito a recuperarne 2, portarle a Silea, a Cendon di Silea. L'allora sindaco ci ha creduto al nostro progetto, che volevamo farci un centro anziani dedicato agli anziani e non un punto di riferimento per il paese. Così è stato. L'allora sindaco, che voglio di nuovo ringraziare, che è stato Eddo Vanzo, ci ha creduto, e noi, tutto da volontari, Mirella, tutto da volontari, ce lo siamo costruiti. Tu che l'hai visto puoi anche giudicare cosa siamo riusciti a fare, senza chiedere 5 lire a nessuno. Però avevate bisogno dell'autorizzazione comunale. Sì, questo sì, allora, questo sì, è per quello che ho ringraziato l'allora sindaco, che ci ha creduto al nostro progetto e ci ha dato la possibilità di poterlo costruire sopra quel parco comunale, che è il parco comunale di Via Camemo, che poi ce l'ha dato anche a disposizione, tutto per la manutenzione che ci arrangiamo a fare noi. Però, come ho detto io, Dino, hai bisogno dell'amministrazione. Io non ho detto questo sindaco, ho detto l'amministrazione. Sì, io volevo ringraziare chi ci ha creduto quella volta. L'architetto Vanzo, che salutiamo anche. Esatto. Anzi, lo conosco, però glielo dirò, che questa mattina è stato ringraziato, perché è giusto. Per quanto mi ricordo io, che ero un po' più giovane, perché sono cose di 30 anni fa, avevamo anche il contrario, cioè qualcuno che ci ha fatto battaglia abbastanza pesante, perché non voleva che la dicitura degli articoli quella volta era via le baracche da Cendon, però insomma tu che l'hai viste non sono proprio sinceramente delle baracche, ma sono una bella struttura accogliente. Guardi, parli con una che sta ancora superando gli ostacoli, perché quando si fa si dà fastidio sempre a qualcuno. Se non fai niente non dai fastidio a nessuno, quando fai invece dai sempre fastidio a qualcuno. È vero, però ti devi pensare che in quel momento là, che noi eravamo impegnati a costruire, sapevamo quanto dovevamo spendere, avere gente in paese che remava contro. Non è stato sarà sempre tranquillo, anche se daremo nel 2050, quindi non è stato sempre. Certo semplice. Però hai fatto bene a dirlo. È stata tanta buona volontà da parte nostra di voler costruire e continuare, e tutt'oggi siamo là, insomma. Salutiamo anche Paolo Battistini. Paolo, grazie di essere qui. Io devo ringraziarti ancora, perché è stato lui che ha messo le firme per realizzare questo villaggio, dobbiamo dirlo, perché è lui che si è preso tutta la responsabilità, sì, anche l'amministrazione, però è lui che ha firmato. E ha firmato questo uomo perché capiva e capisce l'importanza di dare questi messaggi, di far capire chi siamo, cosa facciamo, soprattutto questa associazione italiana familiari vittime della strada, questi genitori, compreso Paolo Battistini, che hanno perso i loro figli, ma che si sono rimboccati le maniche per cercare di far capire l'importanza della vita. Allora Paolo, cosa dici? Cosa ti è sembrato? Io sono da lunedì che invito le associazioni che hanno partecipato e sono tutte entusiaste, tutte contentissime. Veramente devo ringraziarti anche a nome loro, perché in questi giorni tu non eri collegato, ma io li avevo ospiti, di dirti proprio il loro profondo grazie. Prego Paolo.
Intanto grazie a voi e grazie a te Mirella e grazie ancora all'amministrazione che si è resa disponibile per creare questo villaggio di associazioni, un villaggio di condivisioni di problemi, problemi personali, problemi sociali, che ha avuto modo di dare diciamo, voce alle proprie attività, specialmente nei confronti degli altri. Ecco, per me è stato un momento di condivisione, di conoscenza, per cui ecco, è stata una cosa importante per questo. E si tratta anche di sconfiggere un po' l'indifferenza dell'opinione pubblica, perché appunto molti problemi sociali che sono reali non sono conosciuti. Queste 4 giornate hanno dato la possibilità di far conoscere questi problemi. Io ho conosciuto persone che hanno tutto il mio apprezzamento per i loro problemi personali e hanno fatto sentire un po' più piccolo il mio problema, diciamo la mia attività, perché purtroppo viviamo in situazioni molto difficili e ognuno di noi può trovarsi in queste condizioni in qualsiasi momento, per cui ecco queste persone che si dedicano agli altri va l'estremo apprezzamento per quello che fanno, ecco. Per cui ecco, speriamo che sia una cosa che possa proseguire perché ne abbiamo tanto bisogno, quindi far conoscere i problemi reali delle società, far conoscere le attività delle associazioni che possono dare anche un aiuto concreto, diciamo, a determinate persone che hanno subito dei problemi e così via, ecco. Quindi ecco, ben venga questa villaggio delle associazioni e diciamo ecco. Paolo Battistini, però nonostante la fatica che si fa per far capire l'importanza di una guida sicura, noi tutti i giorni, anche ieri, anche questa settimana, abbiamo sentito e assistito a degli incidenti pazzeschi. Ma è possibile che non si riesca a capire l'importanza della segnaletica, della velocità, degli strumenti che abbiamo a disposizione? Ma mi sembra che anche l'Europa faccia fatica a capire di mettere in atto quella tecnologia che darebbe la possibilità di salvare le vite. Ecco, cercano sempre di alzare l'asticella per non rispondere all'esigenza, ma qui stiamo parlando di morti, mi sembra di parlare di numeri, da noi numeri, come se non esistesse la persona, ma dietro quel morto c'è una famiglia, c'è una veramente distruzione totale della famiglia, di genitori, di fratelli. Cosa dici, Paolo? Sì, appunto, l'indifferenza è un po' estrema. In questi giorni, in queste purtroppo weekend, abbiamo assistito a diversi incidenti mortali, diverse situazioni che diciamo, che compromettono la vita di una persona, di una famiglia intera e così via. È questo che bisogna far capire, che noi insistiamo, perché dietro un incidente, dietro una morte, anche un'invalidità permanente che crea problemi per tutta la vita, c'è tutta una situazione familiare che è compromessa e questo non viene compreso. È per questo che noi diciamo ci mettiamo in prima persona per fare prevenzione, per informare le persone soprattutto sul dopo, diciamo, e soprattutto per come evitare un incidente stradale, perché tutto ripetiamo sempre che tutto è basato sui nostri comportamenti. Non c'è nulla di fatale, nulla di destino e quant'altro, quindi sono i nostri comportamenti e quindi assistere a questa indifferenza anche da parte delle istituzioni, del Parlamento europeo, ma il Parlamento europeo però ha fatto le sue battaglie molto diciamo in fatto di incidentalità, diciamo ecco ha diciamo, istituito diciamo, le vittime zero entro il 2050 e la diminuzione della metà entro il 2030, ma tutto questo deve essere recepito dai vari governi nazionali. E in Italia purtroppo si fa poco in questo, non c'è questa attenzione che dovrebbe avere, perché invece di diminuire aumentiamo i morti e i feriti sulla strada. E le notizie quotidiane ci danno ragione in questo.
Molto chiaro, ti ringrazio Paolo Battistini. Io spero che Giuseppina Cassaniti, la Presidente dell'Associazione Italiana Familiari di Vittime della Strada, riesca ad arrivare alla Presidente Meloni, e questo è il nostro obiettivo, arrivare a lei. Lei è una madre di famiglia, ecco, ha una figlia, ecco, deve capire la disperazione di questi genitori e cercare di investire sulla sicurezza stradale, perché noi stiamo perdendo continuamente delle vittime che forse, se avessimo avuto l'airbag o avessero avuto l'airbag, magari tante morti non ci sarebbero state, perché l'airbag non è obbligatorio, perché l'airbag costa parecchio e qualcuno non può permettersi, oppure non se lo mette perché non è obbligatorio. C'è molta superficialità anche in questo. Allora adesso andiamo a vedere invece il servizio dell'ISRA, i giovani che parlano di Diversamente Giovani, e poi lo commentiamo con i miei ospiti. ISRA, intervista ISRA, Silea, intervista ISRA. Sicurezza stradale, sclerosi multipla, ogni vita è un capolavoro, perché perderla? E soprattutto come arrivare ai diversamente giovani, rivolgiamo queste parole, in salute, ma soprattutto in allegria, con un accompagnamento particolare che può essere fatto da questi educatori, da queste educatrici, soprattutto per cercare di farli sentire meno soli e ancora vivi. Cosa ci dice? Prego, siamo con Immacolata Acquaviva. E vorrei promuovere il progetto AIA, che è finanziato dal PNRR ed è rivolto a persone con più di 65 anni che vivono nel comune di Treviso. Questo progetto è gratuito fino al 31 marzo 2026 e offriamo, insieme a un'equipe di professionisti, un supporto da remoto, e questo supporto viene fornito grazie anche a dei sensori di movimento e a un tablet tramite cui vengono fatte delle attività come stimolazione cognitiva e anche della ginnastica dolce, e ogni professionista carica del materiale. Oltre a questo monitoriamo la persona da remoto tramite questi sensori e niente, quindi è un progetto innovativo che è rivolto a tutte le persone con più di 65 anni. Inoltre qui abbiamo Marica Maran, educatrice presso la residenza anziani città di Treviso, ISRA. Inoltre qui abbiamo una serie di progetti delle attività del volontariato che tramite l'associazione Natale Mazzola opera nelle nostre sedi. Qui abbiamo il volantino dove ci si può iscrivere, perché abbiamo sempre bisogno di nuovi volontari, e abbiamo il catalogo, il libro di Ogni vita è un capolavoro, una mostra fatta in collaborazione tra ISRA e un fotografo del territorio trevigiano, dove si vengono riprodotte alcune opere d'arte molto famose. Grazie. Allora, Presidente, bellissimo, continuava a dire il Presidente, sono cose molto importanti anche a casa che potete conoscere, casomai chiamate l'ISRA, le segreterie che vi daranno anche delle informazioni importanti. Allora, Presidente, cosa dice Fausto di questa importante anche unione tra associazioni, ma soprattutto ognuno nel proprio settore, far capire cosa si può fare anche per migliorare la quotidianità del diversamente giovane? Prego. Io ho avuto delle esperienze con il discorso di Alzheimer e anche ho lavorato assieme all'ISRA. Posso dire che sì, si deve guardare bene in avanti o anche dietro per il discorso di queste malattie che vengono fuori così che non ci rendiamo conto. Però sono molto importanti poi avere anche queste persone che ti seguono. Il Presidente si sta emozionando, perciò capite bene che perché ha vissuto queste storie, chi le vive
per chi le vive è diverso. Allora passiamo un momento a Dino Longhino. Dino, cosa vuol dire vivere le esperienze con questi uomini? E poi c'è questa donna al banco che abbiamo anche salutato per il compleanno, che mi tiene a bada. Dai, salutiamo la Piera intanto, prima di tutto. No, queste sicuramente sono delle iniziative molto importanti, quelle dell'Isra, ma secondo me è importante anche il nostro ruolo che abbiamo come centro anziani, perché questi anziani adesso non trovano più spazi pubblici in giro dove poter passare il loro tempo libero, giocare a carte, passarsi informazioni, passarsi anche dei piaceri. Alle volte si sgridano anche, però so che succede anche qualche affare, succede anche qualche piacere, insomma sono tutte cose che creano aggregazione tra gli anziani. Noi ce l'abbiamo, li vediamo perché sono lì quotidianamente, tutti i giorni presenti. Sì, se un giorno dobbiamo chiudere per esigenze nostre, c'è qualcuno che tira il naso perché troviamo qualcuno, vengo io, ma vieni, per carità, non ci rubi niente. È a disposizione di tutti il centro. È la quotidianità che non deve mancare. No, non deve mancare. C'è tanta gente che è a casa da sola, magari qualche vedovo. Poi comunque a una certa età non si ha più tanto da fare a casa. Se c'è la moglie si arrangia lei e non vede l'ora che l'uomo esca. E lui dove va? Viene al centro anziani a farsi la partitella a carte, o comunque anche se non fa la partita a carte si mettono lì a chiacchierare, raccontano le loro storie, anche cose vecchie di una volta, vecchi che ricordi. Noi sentiremo perché qualcuno ce le racconterà allora quel giorno che faremo sicuramente l'incontro. Qualcuno che racconta poesie, insomma c'è un misto, c'è un po' di tutto. Però Dino Longhino fa parte anche di una famiglia famosa. Perché Dino Longhino, spieghiamo anche chi è la famiglia di Dino Longhino, le origini. Allora, Dino Longhino orgogliosamente, perché io vorrei parlarvi anche in gresiano, ma lo farò in un'altra occasione, arrivo da un mondo dove si parla e c'è una lingua, una cultura che è unica al mondo. Siamo lì dal 600 d.C. che parliamo. Abbiamo una lingua, usi, costumi e tradizioni dal 600 d.C. Siamo protetti dall'UNESCO fortunatamente. Comunque è anche la patria e la terra degli Arrotini. Stolvizia di Resia in particolar modo è la terra degli Arrotini e io sono figlio d'arte, non ho mai fatto l'Arrotino, c'ho mio fratello che lo fa, però sono figlio d'arte. A Stolvizia di Resia in particolare, ma a Resia in generale, l'unico sostentamento a un certo punto che è venuto ad esserci per poter sopravvivere, perché è un paese povero, si sono inventati nel 1700 circa, sto lavoro dell'arrotino. Hanno girato il mondo, sono sparsi un po' in tutta Italia, ma non solo tutta Italia, perché ci sono degli arrotini aresiani che sono a Pittsburgh in America, come sono a Tripoli in Algeria, scusate, non ricordo, o a Sopron in Ungheria. Praticamente hanno invaso l'Italia e parte dell'Europa per potersi spartire anche le zone di lavoro, perché il paese era grande, c'era padre e figlio che emigravano, andavano via. Io mi ricordo in particolar modo la vita di mio padre, che poi un giorno racconterò con più dettaglio. Partiva da Resia e aveva la sua zona operativa qui nel Trevigiano, tra Silea, Carbonera, San Biagio, Treviso, Mignaura, sì, vabbè, tutti i paesetti qui attorno. Partiva da Resia a gennaio, a metà gennaio, dopo le feste, e aveva il suo lavoro qui nella zona qui, ritornava a casa poi a Sant'Anna, che è il 27 di luglio, per la sagra del paese, stava lì tutto il mese di agosto a Resia per fare i lavoretti che avevano bisogno le donne, e per poi ripartire ai primi di settembre e tornare a casa l'8 di dicembre. Perciò lasciava la moglie con i figli. I vecchi
su a casa per mantenere un po' sta pastorizia, sti po' di campetti che avevano per il sostentamento. Quando veniva giù a Treviso, mi ricordo anche questo particolare perché poi ti rimane in testa, non poteva andare in albergo, non poteva permettersi l'albergo, non poteva permettersi certi lussi. Sai che c'erano queste grandi famiglie di contadini da 30-40 persone, una famiglia in particolare a Lanzago di Silea lo ospitava, gli dava da quel po' che vitto e alloggio? Sì, vitto e alloggio, d'estate si permetteva il fienile, d'inverno purtroppo col freddo si adagiava nella paglia nella stalla e questa era la sua vita. Alla sera quando ritornava in famiglia aveva un piatto di minestra e lui in cambio o gli arrotava gli attrezzi e comunque nei periodi di vendemmia, nei periodi di raccolta delle pannocchie, collaborava con loro per sdebitarsi del piacere che gli facevano. Allora andiamo a vedere invece questo servizio che ha coinvolto un diversamente giovane, molto provato, perché a una certa età si diventa anche molto fragili, specialmente se capitano queste situazioni. Andiamo a vedere camion nel giardino di una persona, di un privato a Susegana, un diversamente giovane. Andiamo a vedere. Sì. Ha preso paura? Tanta e sto ancora prendendo paura. Così sono ancora qua, sono schiva e basta. Una traiettoria impazzita, una strage sfiorata. Erminio Fagherazzi si trovava in casa quando un'autobotte gli è piombata in giardino in via Barca tra Susegana e Colfosco. Poco dopo l'ora di pranzo. L'anziano è ancora scosso ma consapevole della tragedia scampata non solo per lui ma anche per l'autista alla guida del mezzo. Sì, ho visto uscire proprio, ho da dire che sono contento di averlo visto. Perché l'ho salutato e bravo che sei ancora qua. A tirare un sospiro di sollievo c'è pure il signor Fabrizio, figlio di Erminio e residente in casa con altri familiari, subito accorsi dopo la notizia dello schianto. Da parte nostra feriti non ce ne sono, buona parte eravamo già al lavoro, eravamo fuori, quindi siamo tornati una volta che i vicini di casa ci hanno avvisato dell'accaduto proprio in tempo reale. Sembrava il terremoto, hanno raccontato altri residenti. Di certo il botto è stato potentissimo e avvertito a centinaia di metri di distanza. Resta da capire il perché di questa fuoriuscita, se un malore o una distrazione. Con operatori del SUEM e vigili del fuoco sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale del Coneglianese. Trasportava vino, ancora quasi tutta la parte del carico è uscita, si è sversata appunto nel piazzale e diciamo attorno al giardino di casa. E quindi è rimasto ben poco dentro, all'interno. 15 centimetri di vino che correva davanti alla cucina. Chissà quanti toglieri che le da fuori. 15 centimetri che tanti tutte e due bocchette erano aperte, tutte e due, tutte che correva fuori. 15.000 i litri di vino alla fine dispersi e circa 200 i litri di gasolio. Anche per questo è intervenuta l'ARPAV a raggiungere via Barca, inoltre, una ditta specializzata per la rimozione delle autobotte. Dettagli dopo la grande paura. Alla fine, guarda, l'importante è star bene, tutti quanti. Il resto si ripara. Allora, Presidente Scaico, quello che traspare è che questo diversamente giovane, a me fa una tenerezza, guardate, cioè si preoccupava, nonostante la paura, perché si vede che era molto provato, che la persona fosse viva, ecco, non si fosse fatta male. Ecco, il primo pensiero, ecco, la paura però per fortuna è uscito. Ma chi sono i nostri diversamente giovani che forse abbiamo allontanato troppo, li ascoltiamo poco? Cosa dice? Per fortuna ci sono questi circoli. È proprio quello il problema, li ascoltiamo poco perché forse hanno una visione più avanti di giovani, perché hanno già passato i loro tempi e vedono già il pericolo più avanti, perché
hanno avuto dei figli, sanno come si comportano, e quando vedono una cosa del genere non è che si preoccupano subito guarda, adesso cosa devo fare qua e di là, vanno a vedere proprio il discorso del male, quello che si fa male, di vedere se sta bene la persona, perché sanno cosa vuol dire farsi male oppure farsi male, sì, d'accordo, ma vedere come può stare la persona che causa l'incidente, ecco. Questo è il problema dei nostri anziani o diversamente giovani. Queste persone si informano, leggono i giornali, guardano i telegiornali, ecco, cosa sente? Ecco, di cosa si parla quando, Presidente, vi ritrovate al pomeriggio con queste persone? Cos'è l'argomento? Oltre il calcio, naturalmente, a me sa che il calcio regna sovrano le partite. Di cosa si parla? Diciamo che il 90% parlano di orti, perché adesso è il periodo dell'orto, allora i pomidori, i cetrioli e i fagiolini, te come li hai fatti, quando li hai impiantati, ma perché fai così, quante piante hai impiantato? Allora, primo posto orto, dai. Sì, primo posto. Dopo parlano calcio, sì, calcio, ma sì, il calcio. Io che avevo visto giusto. Il calcio. Milanisti, interisti, juventini. Il calcio sicuramente, ma dopo viene fuori una guerra. Perché c'è sempre l'Inter, dopo che c'è il Milan, che c'è i Juventini, e specialmente che c'è il Juventino là che c'è sfegatato, che non si può toccare la Juve, che quando parli a Juve sa tutto lui e basta. Terzo argomento? Il terzo argomento si può parlare di malattie. Ecco, proprio una roba grande. Di malattie, come sta tutti, come sto mi, e i dolori che te gatti, e i dolori che gomi, e c'è sempre questi qua i tre argomenti principali che viene a parlare. E dopo, per carità, il discorso delle carte che giochiamo tranquilli e beato. Si parla comunque di prevenzione, avrebbero piacere anche lei, Presidente, di avere queste figure importanti, tipo anche l'ISRA che abbiamo sentito prima, con queste nuove attrezzature, con questi nuovi strumenti a collaborare, Presidente? Allora, noi che abbiamo fatto 2 o 3 volte la prevenzione con il discorso della prostata, dell'Alzheimer e quelli degli occhi, abbiamo visto che c'è un riscontro buono. Vuol dire che le persone si preoccupano anche della propria salute. Non è che si annoiano se parlano di questi argomenti. No, non si annoiano, ma anche quando vengono ai nostri, scusa se ti ho interrotto, ai nostri convegni, partecipano con le domande, ognuno la sua, cerca perciò di bisogna andare a trovarli, insomma. Ecco, io non arriva, ma bisogna andare a trovarli. Esatto. Si disegna il pezzo. Prego, Presidente. No, ci sono molto interessati e come si può dire, e vorrebbero anche sapere di più, perché abbiamo fatto anche quella dell'Alzheimer che su 5 persone mi sembravano 2 erano da controllare di più, e non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto che la malattia arriva e bisogna monitorarla e dobbiamo subito controllare, ecco, quello è il punto. Allora andiamo a vedere anche l'intervista a Andrea Dan e dopo commentiamo con Paolo Battistini, referente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ecco cosa ne pensa sia dell'incidente che abbiamo appena visto che quello che dirà, e sentiremo di Andrea Dan. Siamo con Andrea Dan, Sicurezza Stradale naturalmente, un'associazione molto importante, sicurezza, nominando Manuela. Chi era Manuela, Andrea? Manuela è sempre mia figlia, è mancata nel tragico 6 febbraio del 98, Manuela c'è. Da quel momento tu non hai più cessato di lottare per una sicurezza stradale, per far capire l'importanza di guidare e la sicurezza. Prego. È difficile far cambiare le brutte abitudini, le brutte culture. Ultimamente ci stiamo impegnando per cercare di salvaguardare i motociclisti. Nel weekend scorso, in 48 ore in Italia, sono state 48 vittime
di cui ben 28 erano motociclisti. Però, siccome sono 28 province diverse, non ne parla nessuno. Cosa dice la comunità europea? So che molti parlamentari avevano cercato anche di dare delle mozioni, di fare delle mozioni molto importanti. Cosa ci vuoi dire? Ben 7 europarlamentari ci hanno risposto in questi ultimi 2 mesi di qualsiasi alleanza politica. Di questi sono state presentate 2 mozioni alla Commissione Trasporti a Bruxelles e sono molto esterrefatto, sono molto deluso perché non vogliono sentir parlare di obbligatorietà dell'airbag per i motociclisti e tantomeno per investire sulla prevenzione sulle strade. Ultimamente hanno riferito dalla Commissione Trasporti di Bruxelles che i soldi vanno alla difesa. Che devo dire? Evviva i carri armati e abbasso le moto. Voi con Paolo Battistini e con la Presidente Giuseppina Cassaniti state continuando a raccogliere le firme, abbiamo visto anche qui oggi. Cosa vuoi dire alle persone che devono firmare questo importante difesa che si può avere, questo strumento fondamentale? Continuiamo sempre a mantenere alta l'attenzione, per cui avanti con la raccolta firme, cerchiamo di poter coinvolgere tutte le istituzioni, tutti gli enti, anche il SILB, il sindacato locale da ballo. La settimana scorsa ci hanno risposto che anche a livello nazionale si inizierà con i locali da ballo, con le discoteche a raccogliere le firme. Bruxelles deve capire che noi ci siamo, sarà Davide contro Golia, una partita a scacchi. Arriveremo a scacco alla regina Ursula von der Leyen, siamo vicini. Allora Paolo Battistini, l'incidente, poi quello che ha detto Andrea Dan, come commenti? Prego Paolo Battistini. Beh, l'incidente adesso ci saranno le dinamiche, ci saranno la valutazione delle dinamiche da parte della polizia locale. È logico che un incidente del genere è dovuto, diciamo, a distrazione, telefonino e soprattutto alla velocità, perché una cisterna di quel peso, di quella portata, voglio dire, per ribaltarsi in quel modo, la velocità ha fatto un po', almeno a mio avviso, ha fatto un po' da capostipiti, diciamo, ha provocato quell'incidente, diciamo, ecco. Per fortuna, ecco, bisogna dire che l'autista è uscito vivo da quel mezzo e soprattutto ammirevole da parte di quel signore che si è espresso subito in questo senso. Ecco, logicamente, voglio dire, ormai io giro abbastanza spesso lungo le strade, specialmente in questo periodo, e purtroppo le velocità sono eccessive, sono molto eccessive, sorpassi azzardati frequenti, addirittura sorpassi di camion che vogliono sorpassare l'auto che rispetta i limiti. È successo a me, a 90 km/h nella Romea un camion mi ha sorpassato. Cioè, voglio dire, siamo un po' fuori, diciamo, così di testa, diciamo, perché non abbiamo presente la percezione dei pericoli in cui andiamo ad incorrere. Per quanto riguarda appunto l'airbag per le moto, ecco, appunto l'Unione Europea al momento non ha dato risposte eloquenti, addirittura io ce l'ho qua sotto mano l'ultima risposta, diciamo che dice che in base alle informazioni in nostro possesso l'airbag per motociclisti è una tecnologia nelle fasi iniziali di sviluppo e per cui cercano, diciamo, di implementare la sicurezza di questi mezzi tecnici, per cui, ecco, speriamo che la sperimentazione, la tecnologia faccia passi avanti in questo senso e poi, ecco, insisteremo ancora ulteriormente anche magari a livello nazionale, perché ci sono altri mezzi, ci sono dei giubbotti che fanno da airbag, però sono costosi e quindi bisognerebbe avere anche così un intervento da parte del governo di detassare, diciamo, l'IVA, diciamo, ecco, perché salvano vite umane. Come ha detto prima Andrea Dan, nel servizio la metà dei morti su strada tra il sabato e la domenica sono motociclisti.
Quindi purtroppo vediamo come corrono, c'è anche abbastanza un'incoscienza da parte di certi motociclisti, perché li vediamo viaggiare con le ciabattine, con i pantaloni corti, è una cosa che, voglio dire, gli altri sono i primi ad essere colpiti in una caduta, per cui c'è anche una scarsa consapevolezza da parte dei motociclisti, o almeno un minimo di protezione, una tuta speciale che possa limitare, diciamo, le abrasioni tra le braccia e le gambe sarebbe essenziale, perché io ho conosciuto anche diversi motociclisti che hanno perso gli arti completamente. Ti do una bella notizia, perché il presidente Scaico ha messo a disposizione, assieme a Dino Longhino, questo circo per raccogliere firme, che poi ti consegneranno, perché hanno capito l'importanza di unire le forze e di portare avanti questa veramente sicurezza che voi state cercando in tutte le maniere di far capire. Io penso che anche il governo italiano dovrebbe fare, come l'ha fatto la Spagna. Si sta discutendo, perché capite bene che poi sono persone che muoiono, e questo non può succedere se abbiamo la tecnologia che può proteggere, perché se anche non muoiono rimangono invalidi, e noi vediamo veramente tantissimi giovani in carrozzina, e questo dovrebbe far riflettere a chi di dovere, che è il governo italiano. Allora andiamo a vedere questo servizio che ha portato Scaico, andiamo a sentire, a vedere, vediamo la regia cosa ci manda e poi commentiamo. Siamo ben contenti di essere qua di nuovo per questa ennesima iniziativa per i nostri anziani, circa 150 iscritti. Siamo al quarto appuntamento con la casa di cura Giovanni XXIII del Monastiere, e sono fondamentali. Poi qui grazie a loro, e come sempre li devo ringraziare tantissimo, riusciamo ad arrivare alla popolazione, quella che veramente poi richiede non solo prevenzione ma anche cura. Stasera parleremo di vista. La vista è chiaramente un bene prezioso e va preservato. Sempre più sono le patologie legate appunto alla vista, a causa probabilmente anche dell'incremento dell'età media della popolazione, ma anche ai device, ai monitor, diciamo, a tutte le attrezzature che poi vanno a sollecitare il nostro occhio. E dalla parte posteriore dell'occhio questa immagine, attraverso il nervo ottico, arriva fino alla parte posteriore del cervello. Un esempio di una malattia che è molto in aumento negli ultimi anni, come la degenerazione maculare. Tanto prima viene diagnosticata, tanto più efficaci sono gli eventuali trattamenti o cure. Ci si accorge a volte tardi, perché la visione è determinata da due occhi, ma il nostro cervello fonde le due immagini diverse in un'unica immagine, per cui se un occhio si ammala spesso ci se ne accorge tardi, perché l'altro occhio va a compensare l'occhio malato. Una prova molto semplice che consiglio a tutti di fare è coprirsi anche con una mano un occhio alla volta, per verificare lo stato di visione di ciascun occhio, in modo da poter avere una diagnosi precoce prima che la malattia faccia i suoi danni. La cataratta è una delle patologie che sta aumentando notevolmente, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione, dell'aumento dell'età media. Molto importante operarsi quando si vede il calo della vista. Nel momento in cui c'è un calo della vista, la cataratta è già operabile. Iniziative di questo genere sono utili? Ma certamente che sono utili, anzi ringrazio profondamente la casa di cura Giovanni XXIII di Monastiere, il dottor Geretto, il dottor Ambesi e anche l'amministrazione comunale per questa opportunità che ci dà. Allora Presidente, veramente Presidente Scaico, quello che abbiamo visto è importantissimo. Arrivano in questi centri questi medici per dare delle informazioni molto preziose che riguardano il diversamente giovane, la vista, l'udito, l'Alzheimer. Quanto importante è partecipare, veramente capire l'importanza di ascoltare, perché è un bene per tutta la comunità poi alla fine. Prego Presidente. Non ci diamo peso noi
la vista, perché anch'io in primi momenti quando no, ci vedo tranquillamente, sembra guardo da vicino, sì, no, però ti rendi conto quando metti su gli occhiali che ci vedi bene e stai bene con gli occhi. È molto importante il discorso degli occhi, come diceva anche il dottore, di controllarsi, quando non vedi che non è, si deve spendere 50 o 100 euro, si devono spendere per controllarsi gli occhi, andare pure a farsi una visita, perché no, ma è per oggi, è perché lacrima, è perché ho preso un po' di polvere, perché qua, perché là, invece magari sono tutti problemi che magari la pressione, che ne so, adesso dico delle cazzate, ma però sono cose molto importanti, anche che io mi sono reso conto sui miei occhi e mi rendo conto che quando non ci si vede è brutto. Allora vediamo anche queste immagini di questa locandina, gita in motonave. Siete andati via anche in motonave? Quanti eravate? Dove siete andati? Vediamo anche queste immagini. Eccola qua, la gita. Quando è stata questa gita? Questa qua verrà fatta il 31 agosto. Ah, il 31 agosto. Viene fatta il 31 agosto a Chioggia, perché ci sono state tante persone che l'anno scorso siamo partiti, oppure 2 anni fa siamo partiti da Cendon con la motonave di Stefanato e siamo andati giù a Venezia e gradiscono molto il passaggio lungo il Sile, che è bellissimo da guardare. Però quest'anno abbiamo fatto Chioggia, perché diciamo sempre Venezia è sempre quella, e allora abbiamo fatto Malamocco e Venezia e Chioggia, scusa, per andare a vedere anche a Chioggia, per fare questo tragitto. Ma come avverrà allora? Dove pranzerete allora? Allora si parte dal centro pensionati, dal centro nostro, si parte col pullman e andiamo a Porta Grandi. Dove che sei? A Motonave Stefanato. Motonave Stefanato. Dove sono andata io qui, ragazzi, vi ricordate? Motonave Stefanato, si sale, si fa merendino alla mattina, si va intanto lungo il tragitto che facciamo in barca, alle 11 mi sembra si ferma a Malamocco, se andiamo a Malamocco 1 ora e mezza là a Malamocco, mezzogiorno e mezzo si rimonta in barca, si pranza, alle 2:30 mi sembra Chioggia e che altro paese, cosa sia dove sì? No, vabbè, Chioggia e dintorno là, e abbiamo 2 ore o 3 ore di fermata a Chioggia liberi, si rientra in barca, verrà dato una pasta asciutta, mi sembra adesso a memoria, una pasta per il ritorno, musica in barca, perché facciamo anche musica per tenere un po' di movimento, perché sennò ci si annoia, e si rientra verso le 8:30 e i pullman ci portano di nuovo. Ascolta Presidente, ma portiamo via anche i grime? Sapete cosa è i grime, no? No. Niente donne nostre, grima, avete sentito una volta, mi ricordo? Sì, beh, sicuramente. Qualcuno dice, sta a casa, ti che vuoi in gita? No, a moglie mia ha detto no, mi sto a casa, non vengo. Una volta che va fuori, assa chi va, per carità di Dio, assa chi va, chi sta via anche 2 giorni, che è meglio. Volevo approfittare di questa trasmissione, di questo messaggio, esatto, per comunicare che ci sono ancora dei posti disponibili. Questo voglio sapere. Per cui se voleste venite a trovarci al centro anziani di Cendon a prenotarvi. Abbiamo ancora qualche posto disponibile. Abbiamo in linea Lorenza, sentiamo Lorenza, mi sa che Lorenza viene via. Lorenza? Sì, ciao Mirella, ciao. Ascolta, volevo chiederti una cortesia a te e ai tuoi ospiti. So che appunto a Silea avete tante iniziative per gli anziani qua, siamo perle veneziano. Volevo chiederti una cosa, visto che parlavano appunto per il controllo della vista, per la maculopatia, io dal gennaio 2021 sto curandomi la maculopatia sudativa. Ho praticamente consultato 2 medici. Per il mio caso, visto che dal 2021 faccio un ciclo di 6 iniezioni all'anno, occhio destro, che sono partita, poi sono andata a finire sul sinistro, e qui la vista sta veramente un po'
diciamo un po' intalenata, io senza occhiali non ci vedo e poi mi sento sicura nel camminare. Io mi chiedo, ma altri medici, ecco, io ho sentito di Monastieri che questi signori, appunto, avendo formato questo centro per anziani eccetera, a me è venuta fuori la maculopatia a 69 anni, per cui sono 4 anni che vado su e giù all'Angelo per fare queste iniezioni. Non vedo rimedio. Adesso addirittura mi hanno riscontrato la cataratta, che era da un anno che dicevo guardate che la mia vista va in calante, cioè non possiamo fare altro, ci sono solo le iniezioni. Io ho vaccinato dell'AS, però essendo una maculopatia sudativa, io sono rimasta così, basita, cioè non so a chi rivolgermi per capire ulteriormente. Tutte le volte che vado al controllo signora porti gli occhiali, signora non c'è altro da fare, solo le iniezioni. Per il momento abbiamo questo a disposizione. Grazie Mirella. Lorenza, ma io lo so, hai detto l'Angelo, ma mi sembra che a fianco ci sia la Fondazione Banca degli Occhi che fa anche, ecco, delle visite, rivolgiti a loro, e proprio a fianco dell'ospedale Angelo. Io li ho avuti anche ospiti, vengono da tutta Europa per accoppiare, capire chi siamo, cosa facciamo, è il numero 1 in Europa, perciò io veramente, Lorenza, non so veramente come mai nessuno ti ha indirizzato, se mai sei mai stata alla Fondazione Banca degli Occhi, che è proprio vicino all'ospedale all'Angelo, poi ti daranno delle risposte molto importanti, perciò chiamali, senti cosa ti dico, prendi appuntamento e fai questa visita che ti darà soddisfazione, perché penso che più degli ospiti siano delle persone specializzate certo, che possono darti queste risposte. Allora vediamo ancora delle immagini che hanno mandato, vediamo le slide che hanno mandato per vedere anche cosa sono. Vediamo queste slide di scarico. Circolo, eccolo qua. Allora, cosa vediamo qui? Chi parla? Chi commenta queste slide? Cosa stiamo vedendo? Parlo io, posso? Sì, vai, vai. Vabbè, intanto qui c'è una presentazione, chi siamo, e quella dietro è la nostra struttura, che ribadisco, che abbiamo costruito noi personalmente, come privati, esatto, anzi come volontari. E quest'anno, ribadisco un altro concetto, siamo riusciti con i nostri risparmi a mettere su anche un bel impianto fotovoltaico. Avete capito? Che ci aiuterà a farci risparmiare parecchi soldini, perché ne spendiamo parecchi di elettricità. E questo probabilmente, anzi è anche proprio un punto di orgoglio per noi. E sarà un aiuto non da poco. Sì, speriamo proprio di sì, è anche un punto di orgoglio per noi che siamo riusciti a risparmiare qualche soldini. Ecco, vediamo anche altre immagini di questo circolo, visto che le abbiamo, vediamo le immagini così le commentiamo. Ecco qui cosa stiamo vedendo? Questo è il gruppo fondatore del circolo, se si può ritornare indietro un attimo. No. Adesso ritorniamo, ecco, vai. Sono i fondatori del circolo. Eccoli qua, eccoli qua. Ecco, rimaniamo un po' sulle immagini così hanno il tempo di commentarle. Sì. Allora, vediamo se me le ricordo tutti. La Gigliola Pugliatti, la prima a sinistra, Severino Perissinotto, Dino Zamuner, Rosso Giovanni, Beraldo Primo, Adriano Minuzzo, Lello Pascotto, Antonio Poloni, presidente fino all'ultimo giorno, e il parroco che vedete è Don Corrado Gadin, che è stato uno di quelli che ci ha aiutato proprio a fonderci. E diciamo Tino Civitico, che l'unico che è ancora in vita a 95 anni. Di tutto sto gruppo? Di tutto sto gruppo, sì, è l'unico che ancora, speriamo ci stia guardando anche. E Gino Scomparini. Ecco, Gino Scomparini, mi ero dimenticato. Questo è il gruppo fondatori che nel 1992 appunto ha deciso di far gruppo e formare il circolo ACLI pensionati al Passo. E si sono sponsorizzati da soli. Andiamo avanti con le immagini, che così vediamo altre immagini che commentiamo. Vediamo adesso cosa ci fanno vedere dalla regia, visto che abbiamo queste immagini.
Questa è assemblea 2025, all'interno del circolo, sì. La sala riunioni. Ecco, vediamo altre immagini. Sempre sala riunione, che questa qua era col sindaco. Vedete che belli spazi che ci sono anche. Là seduti stiamo 90 persone. Questo è il corso pizza che abbiamo fatto e abbiamo preso 4 giorni di fare pizza e hanno preso il diploma. Ogni anno con l'assessore Cavallo ogni anno con Luca Bonazza, che è il campione del mondo di velocità di pizza. Ecco la nostra Piera. Tiene a bada tutti questi maschietti. Tiene a bada tutti, ci tiene a bada tutti. Guai se non ci fosse, perché secondo me 3/4 dei partecipanti sono innamorati della Piera, perché le fanno i complimenti. Anche una bella donna, l'ho conosciuta io, sì, è vero. Piace il suo lavoro. Però so che ce n'è uno che è anche molto vivace. C'è uno che è molto vivace, lo salutiamo, dai, chissà che diventa Pibon. Diciamo il nome, dai. Tarcisio. Te da diventare Pibon, perché non sei sempre a Mirella che ti calma. Ecco, bisogna che ti sia Pibon. Ma non è cattivo come persona. No, è solo colorato. È colorato. Ha la voce pesante, Ma dopo si calma, Poi è amico di tutti, se gli chiedono un piacere, bisogna dire la verità. Glielo fa e partecipa e tutto, però lui quando decide si scatena e dà fastidio un po' a tutti. Perciò Tarcisio date una calmata. Lui per certi aspetti, e poi c'è il famoso juventino che abbiamo ricordato prima, molto animato, che guai toccare la Juve, che lui parte, non dà spazio a nessuno. Allora, sentiamo Paolo Battistini, ecco cosa dice. Guarda che il 24 sei invitato assolutamente alla sera, perché c'è una piccola cerchia di festeggiati, tra i quali ci sei anche tu, perciò liberati. Devi essere alle 19, assolutamente devi esserci, perché veramente vogliono ringraziare di quello che è stato fatto in questi 4 giorni, perciò te lo dico pubblicamente, sei invitato, ecco il Presidente adesso te lo dice, a questa festicciola di ringraziamenti, visto che sei stato tu che con le tue firme hai permesso di fare questi 4 giorni di festa. Allora, come ci saluti Paolo? Cosa vuoi dire? L'ultimo messaggio che ci dai questa mattina? Quale messaggio? Allora, intanto vi ringrazio dell'invito e quindi parteciperò molto volentieri, anzi farò il mio possibile. Visto che si parla di problemi di anziani e così via, i vari problemi che sono stati espressi, un altro problema degli anziani è quelli che sono i maggiormente colpiti diciamo negli attraversamenti pedonali, perché logicamente quando si è anziano si va a piedi, si va in bicicletta e quant'altro, e per cui ecco è un problema che sono molto coinvolti in questo senso, magari vengono investiti magari di sera, non sono ben visibili, vengono lasciati lì perché c'è anche il fenomeno dell'omissione di soccorso, perché si investe un pedone, un ciclista e poi si scappa, se ne va via, e questo è un fenomeno molto diciamo, io dico delinquenziale, diciamo, no, perché non si ha cura di quello che si è fatto, ecco. E questo è un problema che è molto sentito, e noi, se mi permette, ti ho fatto questo volantino, se non so se si vede. Fatti vedere, l'alta visibilità salva la vita. Ecco, questo è un consiglio per gli anziani, soprattutto di sera, quando vanno fuori strada, escono da casa attraverso le strisce pedonali, ecco, di farsi vedere, magari un giubbottino riflettente, una luce, una pila e quant'altro, perché diciamo, ecco, creano attenzione maggiore. Inoltre io sono a disposizione anche per fare magari una serata, un'oretta, per discutere anche di questi problemi. Ne abbiamo fatti ancora a Marcon anni fa, con le associazioni di pensionati. Sono tutte cose utili, che penso siano utili in questo senso, perché appunto la vita è, diciamo, importante per un giovane o non meno giovane, ma anche importante per un anziano, perché voglio dire, molte persone hanno ancora molto tempo davanti a loro. Grazie Paolo, ne parleremo il 24 sera, allora, di questa bella iniziativa che vuoi fare col Circolo Anziani Il Passo. Grazie Paolo, buon lavoro, ci vediamo il 24, veramente grazie. Sentiamo come ci saluta Dino Longino.
Innanzitutto grazie Mirella per questa opportunità che ci hai concesso. Per noi è un onore sicuramente poter raccontare, la raccontiamo sempre in bottega dico, ma raccontarla anche in TV e avere la possibilità che ci veda un po' più gente è molto importante. Ti ringraziamo di nuovo e ci vediamo lì il 25. 24, scusami. Non importa. Giovedì 24. Va bene Dino, io ti ringrazio, vedremo anche in opera l'Arutino, vero Dino? Sicuramente. Vedremo anche questo lavoro che una volta si vedeva spesso, adesso invece qui a Treviso grazie al fratello di Dino lo vediamo ancora. Sta tenendo botta. Che sta tenendo botta, grazie veramente Dino. Sentiamo come ci saluta il Presidente, invece Fausto Scaico. Presidente. Ringrazio sempre la Mirella anch'io e volevo solo ricordare che il gruppo anziani di Cendon, il nostro circolo, fanno parte anche gli alpini che hanno sede là e il gruppo Amici Cendon che hanno sede là e il gruppo De Avecia. Voglio ricordare che anche loro, il gruppo giovane Vecchia, si sono aggregati a noi per fare un po' di sede là perché non hanno nessuna sede. Dunque noi come circolo anche pensionati al Passo siamo aperti anche a altre persone. Niente, cosa devo dire? Un saluto al sindaco Rossella Cendrò e all'assessore Francesco Biasin. Adesso volevo salutare sicuramente il comune e Biasin volevo salutare in particolare perché ci tiene a conto molto di noi. La Rossella sicuramente anche perché partecipa sempre alle nostre iniziative. Sentite che li chiamano per nome perché loro fanno parte della loro famiglia, della loro quotidianità. Ci conosciamo l'importanza dei sindaci. Ci conosciamo molto bene, è quello il discorso, perché anche la Rossella fa parte, cioè io sono un cendonese e la Rossella è cendonese anche lei, voglio dire, dunque siamo nati là a Cendon e ci conosciamo molto bene. Ecco. Ma anche perché diciamo che se abbiamo delle esigenze particolari al centro dove andiamo a bussare in comune e ci hanno sempre ascoltato, bisogna dire la verità. Perché bussiamo molto poco. Vabbè, comunque quella volta però che quando si bussa almeno ci ascoltano, è non sempre così semplice. Perciò grazie, veramente grazie a Dino Longhino, segretario Centro Anziani Cendon, grazie a Fausto Scaico, presidente Centro Anziani di Cendon, al Passo Acli, Circolo Acli, che è giusto dirlo, e a Paolo Battistini, referente Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Grazie, pubblicità. Ciao a tutti. Quasi 17 milioni di euro di investimento, 15 chilometri di rete idrica e fognaria e 13.000 trevigiani allacciati all'impianto di depurazione. Un progetto, quello di ATS Comune di Treviso, per la realizzazione della rete fognaria che vedrà entro la fine del 2025 il completamento di tutti e 14 cantieri avviati e che coinvolge l'intera città, quartieri e centro storico. San Liberale, Città Giardino, Fonderia, Ponte Ottavi, Ponte della Gobba, via Castagnole, via Zermanese. I principali interventi in corso di ultimazione nell'area ovest di Treviso. I due lavori principali che abbiamo fatto nel Comune di Treviso è il quartiere San Liberale, dove è l'investimento di circa 4 milioni di euro per 2.000 abitanti equivalenti allacciati, 6 chilometri di rete, e poi anche la Città Giardino, altro importante intervento fra questi, che è di 3 milioni e 200 mila euro circa per 3.750 abitanti equivalenti allacciati, anche qui circa 6 chilometri di rete. Lavori che comportano inevitabili disagi. Ringrazio anche i cittadini perché in questo periodo hanno inevitabilmente dovuto sopportare qualche disagio che lavori di questo tipo purtroppo si creano. Cercheremo di attenuare il più possibile questi disagi, cercando di chiudere questi lavori come più o meno sono previsti all'80% entro la fine di quest'anno. Previsto un aumento delle tariffe dell'acqua del 5% in 3 anni, soldi utilizzati per fare investimenti sulla rete che avranno anche un'importante valenza ambientale. Allora, l'intervento principale è l'intervento storico epocale, tanto voluto dal nostro sindaco, è quello di dotare il centro storico della nuova fognatura comunale
che va al depuratore, quindi con grande, altissima valenza ambientale. Una scelta politica ben precisa che nessuno aveva avuto il coraggio di fare prima, ribadisce il sindaco. Abbiamo preso in mano 7 anni fa la città che aveva il 33% di cittadini allacciati alla rete fognaria. Siamo arrivati oggi nel 2025 con il 60% di cittadini allacciati, significa aver realizzato 40 km di rete fognaria e 40 km di rete acquedottistica. E finalmente abbiamo con noi in presenza Fabio Vettori, presidente ATS Alto Trevigiano Servizi, che ringrazio. Vi avevo promesso che avrei fatto conoscere le partecipate, perché noi sentiamo di partecipate e non capiamo niente, non sapevamo perché nessuno ce le spiega. Io ve l'avevo promesso e questa mattina che ringrazio soprattutto Fabio Vettori di essere qui. Ringrazio anche Andrea Gregori, parleremo con lui di sanità. Ecco, lui è segretario regionale sindacato infermieristico, molto importante, sentiremo anche dalla sua voce cosa ci dirà, cosa preoccupa di più, perché sono temi che vogliamo conoscere e capire. Allora Presidente, intanto la ringrazio perché finalmente qualcuno si decide di ringraziare anche i cittadini per la pazienza, per tutte anche queste opere importanti che vengono realizzate, che magari se conoscessimo di più forse ci lamenteremmo meno, perché sono fondamentali. Allora, cos'è questa partecipata? Noi sentiamo sempre ATS, che non confondiamo con i territori, quelli sociali, che è un'altra cosa, vero? Ecco, perché bisogna anche spiegare, ma è una cosa fondamentale. Prego Presidente Vettori. Grazie e buongiorno a tutti, buongiorno a lei. Niente, come è già stato anticipato nel servizio, Alto Trevigiano Servizi è una società partecipata da 51 comuni della destra Piave. 51 comuni. Noi gestiamo praticamente quasi 5.000 km di rete acquedottistica e 1.700 km di rete fognaria, oltre naturalmente ai depuratori che sono circa 38 e tutti gli impianti di sollevamento. Quindi è una realtà la nostra società che consta di ben 300 persone distribuite fra gli operatori in strada e gli uffici che abbiamo a Treviso, che abbiamo a Montebelluna e a Carbonera. Ed è una realtà, come lei ha fatto vedere bene nel servizio, che si sta impegnando a 360 gradi su tutti i comuni. Ecco, sulla città capoluogo Treviso, come è stato fatto vedere, ci stiamo impegnando perché aveva la necessità di realizzare la fognatura all'interno del centro storico. Ringrazio anche il sindaco Mario Conte perché collabora con la nostra società, anche perché queste opere pubbliche di acquedotto e fognatura sono opere che inevitabilmente, come ha detto lei, creano dei disagi e quindi mi sono sentito di ringraziare e ringrazio ancora i cittadini di avere la pazienza purtroppo di accettare queste opere, perché inevitabilmente lavorando su strada poi si trovano anche delle interferenze che non sono magari che non erano previste e possono comportare più o meno dei disagi. Mi pare però che perlomeno nel centro storico di Treviso questi disagi siano stati un po' ridotti al minimo. Non ho avuto grosse lamentele, fatto salvo in alcune occasioni è chiaro che se ci sono delle strade chiuse per una settimana possono creare dei problemi anche agli esercizi commerciali. Però le fognature e l'acquedotto è un'opera che non possiamo, diciamo così, non fare in una città come Treviso. Come si sostiene questa partecipata? Perché noi siamo anche curiosi, da chi è formata? Sì, beh, la partecipata si sostiene ovviamente con le tariffe, no? Come è stato detto nel servizio... Che paghiamo noi altri. Sì. Che nel servizio la tariffa ha avuto un aumento del 5% in 3 anni, cioè passeremo da 2,5 euro al metro cubo a circa 3 euro. Ma avevo già detto anche in altre trasmissioni, anche nella sua, nel passato, che seppur ovviamente sono soldi che il cittadino deve sborsare, però se le confrontiamo con la tariffa dei paesi del nord noi siamo ben sotto, perché i paesi del nord Europa arrivano anche 5-6 euro a metro cubo, insomma. Quindi tutto sommato mi sento di dire che per una famiglia di 3 persone circa l'incidenza va dai 300 ai 400 euro all'anno, ma bisogna pensare che ci arriva dal nostro rubinetto
l'acqua, insomma, che non è proprio così scontato. Abbiamo sentito anche Bonet, il Presidente, che ha detto che abbiamo un'acqua buonissima, esatto, che è importante buonissima, anche dirlo. Importante e anche controllata, perché noi facciamo 1600 controlli all'anno in tutte quante le zone che noi gestiamo. E è un'acqua che proviene quindi da sorgenti delle nostre montagne, quindi è un'acqua sicuramente pulita, sicura e controllata. E ultimamente cerchiamo anche di sensibilizzare le scuole, a partire dai ragazzi, perché sono loro poi il nostro futuro, e i cittadini, di utilizzare la nostra acqua per evitare così di fare la solita spesa con la borsa delle bottiglie in plastica, che poi la plastica va naturalmente smaltita e quindi sostanzialmente usare la nostra acqua significa andare anche verso una sostenibilità ambientale, insomma. È vero anche un'educazione alle giovani generazioni, però è anche vero, Presidente, che abbiamo delle situazioni, però abbiamo anche delle situazioni in certi condomini, come diceva anche Bonet, dove questi scarichi non sono di ultima generazione, che bisogna anche stare attenti all'acqua che si beve, perché bisogna vedere anche... E lì bisogna capire l'impianto del condominio stesso. E soprattutto, Presidente, cosa trovate quando scavate in questi centri storici millenari? Ecco, cosa trovate sotto? E sorride, pensa cosa chi trova? No, si trovano anche situazioni un po' strane, ma insomma situazioni che comunque si risolvono. Insomma, però situazioni strane si trovano, vero Presidente? Sì, qualcosina sì, dai. Che situazione strana invece abbiamo negli ospedali? Abbiamo questo rappresentante del sindacato infermieristico, ecco, abbiamo parlato molto di denatalità, abbiamo parlato di poco personale non solo negli ospedali ma anche nelle RSA, non so, questi diversamente giovani come si finirà quei servizi alla persona. Cos'è che la preoccupa di più, Andrea Gregori? Allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori. Quello che mi preoccupa di più è il futuro delle generazioni che stanno invecchiando. È risaputo, insomma, che siamo dentro agli anni del boom, diciamo, demografico degli anni 60-70, che sono quelli che saranno i prossimi anziani. Mi preoccupa primo la programmazione di servizi e strutture per queste persone, che saremo noi fra una decina d'anni, 15 anni, 20 anni, e poi mi preoccupa il calo demografico e la poca attrattività delle professioni della salute in generale, anche medica, infermieristica, rispetto al fatto che non sono più delle professioni appetibili dal punto di vista sociale. E questo è un grosso problema che noi lo tenga pure in mano intanto. È un grosso problema che noi ci troveremo ad affrontare e che richiedeva forse una soluzione qualche anno fa. Non siamo stati lungimiranti come paese nel programmare né la formazione delle giovani generazioni rispetto a queste professioni, che sono le professioni di aiuto in generale, perché non sto parlando solo di infermieri, parlo di medici di determinate specialità, parlo di fisioterapisti, piuttosto di tecnici di radiologia, cioè tutte quelle persone che fanno funzionare un sistema. Allora andiamo a vedere proprio questo servizio, andiamo a Vicenza, allarme infermieri. Sentiamo, poi lo commentiamo con Gregori. L'abbattimento delle liste d'attesa anche all'interno dell'ULS 8 passa purtroppo attraverso il sacrificio dei professionisti infermieri e questo alla lunga non è più tollerabile. Il personale infermieristico si è sacrificato per l'abbattimento delle liste d'attesa nell'ULS 8. Parola del segretario provinciale del Nursind, che per la 7ª volta consecutiva si è confermato il primo sindacato nel Vicentino in sanità. Un record ventennale, visto che le elezioni RSU si tengono ogni 3 anni. Questo ci consegna ovviamente un ruolo importante all'interno della sanità vicentina, dove i lavoratori infermieri ci hanno riconfermato la fiducia per la 7ª volta di fila, e questo è per noi motivo di orgoglio ma soprattutto di responsabilità. Mai come adesso rappresentare la professione infermieristica è difficile e complesso. Oggi nell'ULS 8 continuano le carenze di personale infermieristico e il Nursind chiede un cambio di marcia. Pur reclutando tutto il possibile, noi siamo sempre con un centinaio di carenze. Bisogna contare anche che ci viene chiesto sempre di più.
prestazioni per abbattere le liste d'attesa, e il personale che rimane in servizio è sempre quello, e vengono chiesti sacrifici che alla lunga non sono più sopportabili. Quello che lancia oggi il Nursind è un allarme. Bene l'abbattimento delle liste d'attesa, i risultati ci sono, ma alla lunga c'è bisogno di incrementare il numero di infermieri. I risultati, voglio dire, sull'abbattimento delle liste d'attesa, in particolar modo sull'ULSS 8, è sicuramente un ottimo risultato. Bisogna però tener conto che risultati di questo tipo nel lungo periodo si possono ottenere solo con l'incremento delle risorse, perché attualmente chi è rimasto si è dovuto spremere e c'è il rischio che noi questi professionisti li perdiamo perché sono esaurite le energie. Allora, sentiamo come commentiamo, Gregori. Ecco, è preoccupante il caso che è stato spiegato e soprattutto la pianificazione, la programmazione che non è stata fatta, eppure si conoscevano le date di nascita, le età, i numeri. Prego. Sì, è un problema assolutamente sociale. Noi, voglio dire, dispiace che quando noi abbiamo lanciato l'allarme 10-15 anni fa sembravamo, come dire, una lobby che guardava i propri interessi, come spingessimo in favore di una professione o comunque di un sistema sanitario per come dire, essere di più ed essere pagati meglio. È ovvio che puntavamo anche a questo, è ovvio, però c'è anche un risvolto sociale su quello che dicevamo a suo tempo, cioè guardate che andando avanti in questo modo noi ci troveremo in difficoltà, ma non è che se l'infermiere, il medico, il fisioterapista si trova in difficoltà è una difficoltà che ricade su se stesso e basta, è una difficoltà che ricade su un sistema di chi richiede risposte alla salute e quindi andava programmata un po' meglio. Le ultime iniziative anche prese dalla Regione di incentivare i corsi, di pagare un po' meglio gli infermieri e altri professionisti della salute, erano politiche che dovevano iniziare quando il problema non era ancora esploso completamente, sono iniziate un po' in ritardo. La famosa prevenzione per non arrivare esatto, alla cura quando è tardi. Assolutamente. Questa è stata un po' la dinamica che ci ha, come dire, ingabbiati in una situazione in cui adesso è difficile venirne fuori. Le soluzioni non sono mai semplici. Discutevo prima con il vostro ospite, andremo a pescare all'estero. Bene, non c'è dubbio. Su questo non c'è ombra di dubbio. Dico ancora una volta che come sistema paese rischiamo di non essere attrattivi nemmeno per chi arriva dall'estero, perché strutture del nord Europa o del centro Europa danno, come dire, delle garanzie migliori anche a chi arriva da lontano. Quindi... ma anche perché ho avuto il presidente del SUNIA e non ci sono appartamenti, non trovano neppure le case dove andare ad abitare, e questo è un problema enorme per chi si sposta per lavoro, perché se non c'è la casa dove va? Allora, Presidente, noi abbiamo sentito tanti cantieri, investimenti, ma chi lavora all'interno di questi cantieri? Perché sono cantieri importanti che richiedono anche numeri importanti, nonostante anche la grande tecnologia, ma ci deve essere sempre la mano dell'uomo che lavora, non c'è niente da fare. Certo. Allora, com'è la situazione e soprattutto la sicurezza nei cantieri, perché questo è anche un tema molto importante. Presidente Vettori, prego. Certo, sì. Beh, come dicevo prima, noi abbiamo 100 operativi tra i 300 dipendenti di ATS che lavorano costantemente nelle strade, e quindi noi come Consiglio di amministrazione qualche anno fa abbiamo istruito praticamente un ufficio dedicato alla sicurezza dei cantieri, perché la sicurezza è un tema fondamentale, lo vediamo tutti i giorni purtroppo nei media, gli incidenti che succedono nei cantieri. Noi lavoriamo su strada e quindi la sicurezza è legata naturalmente alle interferenze con la viabilità, e anche quando facciamo scavi di una certa profondità, perché per posizionare una fognatura si può arrivare anche a uno scavo di 2,53 metri, e quindi potrebbe essere anche un problema di sicurezza lavorare all'interno di uno scavo, no?
quindi abbiamo delle persone preposte che costantemente girano presso i nostri cantieri per verificare la sicurezza in modo tale che gli operatori possano lavorare e tornare a casa dalla propria reclutate famiglia. il personale per lavorare nei cantieri? Chi sono queste persone? Allora, dipende dal tipo di cantiere. Se sono cantieri, diciamo così, di manutenzioni ordinarie, straordinarie, abbiamo i nostri operativi, altrimenti ci sono le gare d'appalto, naturalmente. Eccole qua, le gare d'appalto che seguono il codice degli appalti pubblici e quindi con tutte le, diciamo così, i benefici, ma anche le problematiche delle gare d'appalto e i rischi, perché ovviamente l'impresa che arriva è l'impresa che ha vinto una gara con la quale noi ci dobbiamo rapportare. Insomma. Avete capito come funziona? Perché poi la colpa passa al Presidente, poi il Presidente sta spiegando molto bene che appalto col subappalto alla fine non si riesce neppure a capire con chi lavori e chi sono le persone. E noi dobbiamo lavorare con questa legislazione, non abbiamo alternative, insomma. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente? Perché veramente ci sono dei numeri ormai, anche delle volte, anche per la superficialità con la quale veramente si iniziano certi lavori, tanto a me non capita, sono bravo, sono sicuro, e poi invece ci cade il morto oppure l'incidente grave. La preoccupazione è che arrivi, che dalla gara d'appalto esca vincitrice un'impresa oppure una cordata di imprese che magari non sempre possono essere all'altezza del tipo di lavoro e quindi possono, diciamo così, provocare delle problematiche in cantiere. Però, come ripeto, le imprese derivano da una gara d'appalto sulla quale noi non possiamo assolutamente mettere lingua, insomma. Presidente, io assistendo anche a quello che ho ascoltato ieri, c'è questa Milano non solo da bere ma da costruire o da ricostruire. Adesso c'è un'inchiesta in corso, ma mi domando se veramente qualcuno ha capito che l'Italia è in mano ai faccendieri, a queste persone che purtroppo stanno cercando di prendere sempre di più senza fenomeni. Sono i territori che scoppiano fra poco con queste abitazioni, con queste colate di cemento pazzesche. Per carità, saranno anche belli certe volte, ma la popolazione cala e soprattutto appartamenti che crescono, ma appartamenti per grandi ricchi. Io non vedo che si costruiscono veramente case per il bene della comunità, che sono per i nostri anziani, per gli sposi, giovani, quelli che vogliono mettere su famiglia. E questo fa riflettere, Presidente, fa riflettere dove si vorrà andare a parare. Perché io mi domando se la politica non dovrebbe fare un passo indietro. Lei giustamente, e la ringrazio perché è uno dei pochi che ringrazia i cittadini, perché sono loro poi che pagano tutto. Perché non c'è niente da fare, sono loro. Queste fragilità che vengono messe da parte per altri interessi, perché non basta mai, bisogna avere sempre di più, essere più forti. Questa politica, lei vive con la politica, Presidente, le partecipate, l'ha detto lei, 51 comuni, e soprattutto questi sindaci che hanno il potere di avere anche l'urbanistica, molti se la tengono, l'urbanistica che dà il segnale dove puoi costruire, come puoi costruire, che è fondamentale. Lei da buon amministratore di questa partecipata, cosa vuole dire? Non siamo forse che abbiamo usato un po' troppo e dobbiamo un po' fermarci, Presidente? Allora, è chiaro che confrontare una realtà come Milano con le nostre realtà è un abisso, naturalmente, perché Milano è una metropoli sostanzialmente. Io anni fa ho fatto il sindaco di un piccolo paese, di Nervesa della Battaglia, e posso portare la mia esperienza su un piccolo comune che comunque aveva le sue problematiche. Sì, è vero, il sindaco è responsabile della pianificazione urbanistica del paese, però è anche vero che il sindaco ha una giunta comunale, ha un consiglio comunale, quindi non è che il sindaco, diciamo così, possa decidere in autonomia la pianificazione urbanistica del proprio comune. Dopodiché, come sempre, sta nella persona, come si può dire, coinvolgere anche la cittadinanza
per decidere come sarà lo sviluppo del nostro comune, del nostro paese. Chiaro che, ripeto, un paese come Nervesa, ma come può essere anche Treviso, che seppur essere una città, non è paragonabile. Però lei ha fatto il sindaco è responsabile della salute dei cittadini. Certamente. E lui è responsabile. Sì, in primis. Allora, sì. quando un sindaco che esca da Treviso, che esca da Milano, che esca da Genova e guarderà in giro, cioè cos'è questa cosa su questo territorio? Perché mi sembra che qua in Italia si passi sempre il cerino. Il problema è che poi i sindaci passano, i politici passano, ma le grane le teniamo noi, ce le paghiamo tutte, caro Presidente, e questo comincia a stancare. Io ho un banco solidale e vedere persone che con 2 stipendi, 2 dico, non ce la fanno e vengono a prendere la borsa, questo è veramente grave, indipendentemente che non vivo a Milano e vivo a Treviso. Anzi, Milano è più in crisi di Treviso, basta vedere le file dalle Caritas per prendere da mangiare. Perché il costo della vita è sicuramente maggiore. Capite che qualcosa non torna. E poi queste persone che non possono curarsi, Gregori, questi diversamente giovani, che non hanno i servizi alla persona a casa, perché voi li coccolate quando arrivano in ospedale, bisogna dire la verità. Il problema è poi quando arriva a casa, magari con grande intervento, se non c'è questo servizio aiuto alla persona è un bel problema. Prego, Gregori. Sì, io dicevo che gli ospedali stanno un po' implodendo sotto il peso di un mancato filtro del territorio in entrata e della difficoltà poi in uscita di dimettere i pazienti, perché non c'è una rete di sostenibilità di questi pazienti, come diceva lei, grossi interventi, anche patologie importanti che portano a disabilità. La difficoltà degli ospedali è gestire tutto questo flusso che arriva, gestirlo bene ovviamente, perché insomma va gestito con cognizione di causa, e poi dare un futuro a quello che resta della persona curata, che non sempre può uscire come è entrata. Questo è un dato di fatto, insomma, la sanità non è una scienza esatta, anche lì si possono fare delle cose fino a un certo punto, molto migliorate e molto migliorabili, però gli esiti, come dire, sugli utenti sono inevitabili, voglio dire, no? E quindi manca un filtro in entrata e manca qualcosa in uscita per rendere queste strutture agili. Si stanno sempre più appesantendo da quel punto di vista lì. Manca soprattutto però la parte sulla dimissione del paziente. Manca quella parte lì dove creare una rete importante di sostenibilità anche per le famiglie, perché oggi non solo i 2 stipendi non bastano, ma come ha detto lei, ci sono 2 persone che lavorano, la rete familiare non è più quella di una volta, assolutamente. I nostri figli se ne stanno anche andando all'estero, voglio dire, quindi troviamo, come dire, una rete sempre più... Quelli che hanno avuto la fortuna di nascere, se non nasce neanche più quelli. Allora, troviamo una rete di sostenibilità familiare sempre più diradata, e questa deve essere ovviamente sostituita da una rete istituzionale, ma una rete istituzionale che fa fatica a decollare. Ora stiamo spendendo, come dire, bene, spero, i fondi del PNRR per il territorio. Io non sono preoccupato che i fondi vengano spesi male, io sono preoccupato delle cattedrali nel deserto. Cioè sono preoccupato di muri che operativamente dovrebbero dare una soluzione su queste reti di sostenibilità e che non trovano, come dire, il personale all'interno. Mi aggancio a quello che diceva prima sulle gare d'appalto. Allora, le gare d'appalto sono entrate con una certa importanza anche nei gestioni dei servizi alle persone. Non solo, allora, la gara d'appalto è ovvio che un ospedale non ha una struttura per costruire una casa della comunità ed è necessaria una gara d'appalto, però noi stiamo appaltando anche, come dire, quello che viene in termini inglesi detto il core business della sanità, cioè stiamo appaltando i professionisti, e anche questo c'è una difficoltà di controllo e di gestione di questi professionisti che non dipendono più direttamente dalla struttura che emana il servizio.
E guardate che questo è un grosso problema, perché noi non abbiamo il controllo nemmeno se un professionista viene da noi e ha lavorato 12 ore il giorno prima e il giorno dopo ne fa altre 12. Senza essere andato a casa, nonostante ci sia un regolamento, senza essere andato a casa a riposare, voglio dire. Allora dobbiamo. Cioè timbro il cartellino da una parte perché ho firmo, perché più di certe ore non posso farle, però poi vado però da le due strutture non si parlano e quindi non ho il controllo di chi mi arriva. E stiamo parlando di postazioni sensibili, perché stiamo parlando anche di pronto soccorso. E infatti andiamo a vedere questa aggressione, andiamo a Padova, andiamo a vedere questa aggressione Cittadella Nursind, andiamo a vedere e poi commentiamo. Io ero presente sabato mattina, effettivamente questa persona, e lo sapete dalla cronaca ormai, questa persona si era recata prima al centro di servizio mentale, trovandolo chiuso il sabato mattina, e poi si è diretto verso il pronto soccorso e lì è riuscito ad entrare senza chiedere permesso a nessuno. Sono impressi negli occhi e nel cuore di Luca Grande, sindacalista, segretario provinciale del Nursind, i minuti di terrore vissuti nel pronto soccorso di Cittadella, tenuto sotto scacco da un uomo armato di coltello in visibile stato di alterazione. 34 anni, l'uomo in carcere con l'accusa di tentato omicidio sarà sottoposto dal GIP all'interrogatorio di garanzia. Una corsa folle la sua, che prima di essere bloccato con il taser è riuscito a ferire anche un medico e un carabiniere. Ha trovato un medico che con grande coraggio, devo dire, si è messo a difendere i pazienti ed è stato anche lui a sua volta accoltellato. E poi è arrivato verso l'area gialla, da dove noi siamo riusciti, perché ci inseguiva, a scappare verso l'esterno. Lui ha abbattuto delle porte mentre correva dietro a noi. Il carabiniere è stato appunto accoltellato sia al collo che alla guancia, e un operatore del 118 a cui va dato un encomio insieme a quel medico che si è prodigato, entrambi si sono prodigati per cercare di salvare i pazienti e salvare anche i colleghi. Parole cariche di emozione e ancora di adrenalina nella voce di Luca Grande, che nella sua veste di sindacalista chiede alla Regione un intervento immediato. I pronto soccorso sono presidi aperti a chiunque 24 ore su 24. Noi attualmente, ed è anche la nostra richiesta attuale oggi del Nursind di Padova, sindacato delle professioni infermieristiche, è quella di avere quella famosa guardia giurata fissa 24 ore su 24 in pronto soccorso, perché attualmente mi risulta che ce n'è una che si alterna tra l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale appunto di Cittadella. Nel momento di necessità appunto non abbiamo avuto nessuno. Sono episodi che ti segnano, in particolare questo ha sconvolto tutto il pronto soccorso, ma devo dire che tutti i colleghi si sono operati continuamente per cercare di non interrompere il servizio. Allora, sentiamo come commenta Gregory queste aggressioni che ormai erano all'ordine del giorno, speriamo anche che non succeda più, soprattutto questo ospedale a porte aperte, pronto soccorso, ci vorrebbero più presidi, perché non farsi aiutare dal mondo del volontariato? Cioè io capisco che facciamo fatica a fare squadra, però siccome abbiamo i numeri per farlo, perché ad esempio la protezione civile, ma perché la protezione civile deve essere solo in certe, e qua dopo chiedo anche, occasioni, quando esondano i fiumi, alle sagre, ma ci sono delle situazioni che secondo me, lo dice il nome, cioè qualcosa non mi torna. Quanto importante è invece avere dei presidi di controllo, Gregory? Allora, è importantissimo avere dei presidi di sicurezza all'interno degli ospedali, su questo non c'è ombra di dubbio. Molti ospedali hub ne sono dotati, gli ospedali più grandi, diciamo, delle città, mentre in realtà, come raccontava il collega, tipo periferiche, Cittadella o altro, fanno fatica ad avere questo, come dire, supporto da parte sia delle forze dell'ordine e anche dalla, come dire, dalla vigilanza privata. Ci sono dei distinguo da fare anche nelle aggressioni. Allora, anche come sistema di deterrenza, no? Molte volte le aggressioni sono dovute a
abuso di sostanze Certo. alcoliche, e come in questo caso abbiamo trovato un centro di salute mentale chiuso. Lui era andato al posto giusto. Trovando chiuso. Probabilmente era andato nel posto giusto, sì. dove molto probabilmente avrebbe trovato anche le cure del caso. Questo fa un po' specie, perché come dire, il posto a cui si è rivolto era quello giusto, ma era un presidio territoriale. Ora, i presidi territoriali, se non sono aperti, come dire, come gli ospedali, non abbiamo, come dire, l'accoglienza necessaria per questi casi. Diceva Mirella il volontariato. Il volontariato è una parte fondamentale se noi vogliamo dare completezza alla, come dire, al sistema di assistenza. La protezione civile sì, può essere, come dire, un presidio anche per gli ospedali, come lo sono fuori i volontari poi per la gestione dell'assistenza, e certo vanno fatte combaciare, come dire, le esigenze di diverse strutture nate in maniera diversa, ovviamente quelle istituzionali, quelle meno istituzionali e quelle più istituzionali, però è una rete che va creata, dove voglio dire, gli interlocutori e gli attori sono gli amministratori. Gli amministratori devono... Devo correre, Gregory, perché ormai siamo in chiusura, ma voglio chiedere a Vettori, perché ad esempio io penso, abbiamo collaborato nei 4 giorni del villaggio solidale a Silea delle associazioni con la Croce Rossa. E sono preparatissimi, sono giovani, oltretutto sono gli unici che hanno giovani all'interno. Allora io parlavo, hanno entusiasmo. Ma io parlavo con la Presidente anche, che spero di averla ospite. Ma perché la Croce Rossa deve distribuire gli indumenti, i viveri? Cioè, secondo me la Croce Rossa deve fare formazione, presidi, sono predisposti a questo. La borsa della spesa ormai lasciamola fare agli altri, loro hanno, penso io, sa Presidente, le esigenze sono cambiate, sono diverse, abbiamo i banchi alimentari, la Croce Rossa deve fare la Croce Rossa, perché è un momento veramente dove abbiamo bisogno di queste figure fuori di pronti soccorsi, aiutarli. Cosa dice? Lei è stato anche sindaco, oltre che dei tubi dell'acqua, parliamo anche perché è una persona per bene, pacata, e che ho piacere di ospitare, perché capisce qual è il problema. Dobbiamo cambiare, Presidente. No, è vero, infatti quando ero sindaco gestivamo la protezione civile, che era formata maggior parte da volontari ovviamente, e la Croce Rossa, che sono 2 associazioni che per i comuni sono fondamentali, perché altrimenti non riuscirebbero a garantire alcuni eventi. Se penso però alle problematiche, come ha detto il rappresentante dei sindacati delle professioni infermieristiche, dei pronti soccorsi, la vedo un po' più dura, nel senso, perché lì bisognerebbe avere delle professionalità. Il mondo del volontariato va bene, sì, ma bisogna essere formati per affrontare situazioni di questo tipo. Abbiamo le arti marziali, cioè abbiamo anche quelli, non servono mica solo i taser, delle volte basta saper fermare anche le persone. Allora, se c'è questa necessità, che poi io li ho visti all'opera, sono molto bravi e preparati, addirittura sono chiamati nelle scuole a insegnare, perciò se questo è il problema cominciamo a unire le forze, perché se aspettiamo che la politica arrivi, forse gli investimenti non arriveranno mai. Presidente, velocissimo, come ci saluta e cosa vuole dire ai cittadini che la stanno ascoltando? Allora, come Presidente di Alto Trevigiano Servizi, quello che posso dire è che Alto Trevigiano è al servizio di tutti i cittadini, per dare il più possibile un servizio per quanto riguarda l'acqua, acqua pulita, acqua sana, che vi consiglio assolutamente di bere dai nostri rubinetti, anche perché appunto andiamo verso una sostenibilità ambientale, e magari anche di consumarla, diciamo così, in modo corretto, nel senso, porto sempre il solito banale esempio, invece di utilizzare la vasca da bagno che consuma 150 litri, utilizzare una doccia di 3-4 minuti che ne consuma 40. Quindi la nostra acqua è un bene, una risorsa, e va tutelata. Grazie veramente a Fabio Vettori, Grazie Presidente Alto Trevigiano Servizi. Gregory, un saluto veloce?
Intanto l'auspicio che sempre nuove generazioni cerchino di intraprendere la strada della nostra professione, perché al di là di tutte le difficoltà, al di là di tutte le problematiche, se la si sa vivere nel vero senso della professione che dà anche delle enormi soddisfazioni. Certamente. E poi un invito alla politica a programmare il futuro delle vecchie e delle giovani generazioni. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi pure oggi in compagnia di questa bellissima trota salmonata che prepareremo a forma di treccia per voi oggi. Allora, il piatto si divide in due fasi. La prima è la preparazione della trota, che potete trovare già sfilettata nelle pescherie, nei negozi insomma, che vendono il pesce. Però io ho piacere di farvi vedere anche come viene lavorata, partendo appunto dalla trota eviscerata e lavata da noi. Allora, iniziamo con il togliere la testa, useremo un coltello bene affilato, dopodiché incideremo la parte finale qua, proseguendo dopo la chiusura fino alla fine della pinna. Poi andremo a incidere lungo il dorso rispettando la centralità del pesce in modo da riuscire a beccare subito la lisca centrale. Quando abbiamo fatto questo lavoro, stando attenti a non tagliarci, con l'aiuto sempre di un coltello affilato andremo in cerca della lisca, come potete vedere ce l'abbiamo qui, incideremo piano piano lungo tutta la lunghezza fino ad ottenere il filettino che dopo la prima parte presenterà la lisca centrale e tutta una serie di piccole lische secondarie che noi potremmo o tagliare con il coltello e levare con una pinzetta in un secondo momento, oppure una a una toglierla con un coltellino. Diciamo che io opto per la prima possibilità, anche perché altrimenti stiamo qui una giornata. Ecco, come potete vedere abbiamo ottenuto un filetto che andremo ulteriormente a parare togliendo questa parte qui, e che poi con l'aiuto di un altro coltello andremo a pelare. Quindi prendiamo un altro coltellino, disponiamo il nostro filettino in questa maniera, infilziamo un coltello qui e con l'altro iniziamo a far scorrere pian pianino la lama sotto la pelle. Tiriamo lentamente piano piano e noi avremo pelato il nostro filetto di trota salmonata e potremo iniziare a preparare il piattino che oggi vi proponiamo. Piattino che è semplice ma di bell'effetto. Allora, ricominciamo. Scusate. Andiamo a parare ulteriormente un po' questo filetto in modo da creare una striscia. Questa striscia andremo a tagliarla in due punti, 1 e 2. Dopodiché creiamo una treccia di trota, treccia che sicuramente sapete fare meglio di me. Ecco, vedete, cerchiamo di mantenere sempre la polpa al di sopra, arriviamo alla fine della treccia e con l'aiuto di uno stuzzicadente andiamo a fermarla. Questa treccia andremo a appoggiarla in un vassoio da forno, la curviamo leggermente
la condiamo con un pizzico di sale, un filetto di olio e ci aggiungiamo i nostri semi di papavero, che è un prodotto che si trova tranquillamente nelle drogherie oppure anche nei banchi dei supermercati nella zona delle spezie, insomma non è un prodotto di difficile reperimento. Noi qui adesso siamo pronti ad infornare questa torta a 180 gradi per circa 10 minuti. Sono trascorsi i nostri 10 minuti e il nostro filetto di torta salmonata si è cotto. Ora andiamo a preparare il nostro piattino. Prendiamo il nostro filettino, lo adagiamo sul piatto. Ecco, importante è nel momento in cui lo tiriamo fuori dal forno che togliamo subito lo stuzzicadente, perché finché il pesce è caldo lo stuzzicadente si leva senza che si rompa la treccia, quindi lo ruotiamo leggermente e lo sfiliamo. Dopodiché questo piatto lo possiamo benissimo accompagnare con 2 patatine che abbiamo bollito in precedenza, le disponiamo nel nostro piattino, ecco qui, ci mettiamo il nostro fiocchetto di prezzemolo, un'altra spruzzatina di semi di papavero e chiudiamo il tutto con una bella lucidatina di olio extravergine di oliva che ci condirà pure le patate, e con questo possiamo andare a tavola.